Liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Meeting mit dem Titel Die Governance der nachhaltigen Mobilität in Südtirol im europäischen Kontext. Ich bin Gabriela Kerschbaumer, Direktorin des Ressorts für Infrastrukturen und Mobilität, und ich darf Sie durch dieses Webinar begleiten. Vorab einige technische Informationen. Für die Übersetzung finden Sie am Bildschirm unten rechts eine Ikone mit einem Globus. Für beide Landessprachen müssen Sie auf den Kanal Deutsch klicken. Das Webinar wird aufgezeichnet. Deshalb hat jeder Teilnehmer durch seinen Antrag das Einverständnis dafür abgegeben. Die bereits im Vorfeld gesammelten Fragen werden am Ende der beiden Vorträge beantwortet. Sollten sich während des Seminars noch Fragen ergeben, werden wir diese schriftlich in den nächsten Tagen beantworten. Ich begrüße den Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher, den Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, Onorevole Ingenieur Daniel Alfreider, sowie die Direktorin der Anwaltschaft, Renate von Guggenberg. Do il benvenuto alla dottoressa Ivana Paniccia, direttrice dell'Ufficio Servizi e Mercato Retail dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti, e al professor avvocato Pierluigi Mantini del Politecnico di Milano e consigliere giuridico del Ministero dei Trasporti. Ich bedanke mich bei allen Landtagsabgeordneten, bei den Vertretern der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und Verbände, bei den Gewerkschaften sowie bei den Konzessionären, bei den Experten und Transportgesellschaften im öffentlichen Nahverkehr aus dem In- und Ausland, bei den Vertretern der Inhouse-Gesellschaften SASA und STA sowie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung für die Teilnahme an dieser Veranstaltung. Durch die Pandemie haben wir erfahren, was es heißt, nicht mobil sein zu dürfen. Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen und wir haben die Aufgabe, diese optimal zu organisieren. Auch in Südtirol sind wir an einem Wendepunkt angelangt, da wir von den alten Konzessionen auf ein neues Modell umsteigen müssen. Es wird daher in jeder Hinsicht ein neues Zeitalter beginnen. Der Weg dorthin ist aber nicht einfach und mit Steinen bestückt. Der Umstieg erfordert eine optimale Vorbereitung und idealerweise eine gute Zusammenarbeit. Dass dies auch funktionieren kann, haben wir in den letzten Monaten erlebt. Dafür danke ich. Ich ersuche nun den Landeshauptmann um seine Grußworte, bitte. Ja, danke schön. Einen schönen guten Tag allen Anwesenden auch meinerseits, Landeshauptmann Stellvertreter Alfreider im Besonderen. Un particolare saluto va anche da parte mia alla dottoressa Paniccia e al Professor Mantini und natürlich auch allen anderen, die angeschlossen sind. Von meiner Seite wirklich nur ein kurzes Grußwort. Ich werde das in italienischer Sprache machen, werde mich anschließend dann relativ bald verabschieden müssen, weil ich an einer anderen Veranstaltung teilnehmen muss. Wünsche aber dieser Veranstaltung viel Erfolg, da sie eben eine äußerst wichtig ist. Appunto, quello che volevo dire, si tratta di un seminario davvero importante perché il trasporto pubblico locale non solo diciamo, è uno dei servizi essenziali che un'amministrazione pubblica territoriale esprime e sappiamo che è diventata sempre più importante questo servizio, anche ci rendiamo conto, soprattutto anche in questa situazione di crisi, di pandemia, quanto sia importante questo servizio e quanto sia importante poter garantire non soltanto la continuità del servizio e anche diciamo, la capacità di trasporto quantitativamente elevata, ma soprattutto la qualità del servizio. Sappiamo anche che tutto il settore è soggetto a tante innovazioni, queste motivate sia da un lato da nuove esigenze che hanno gli utenti, da anche un nuovo comportamento da parte della potenziale utenza, un cambio anche di cultura, dovuto però soprattutto anche alla necessità di gestire meglio tutti i traffici,
pubblici e privati, proprio perché c'è una situazione, diciamo, di code, ingorghi, di situazioni difficili, quotidiana anche ormai nel nostro territorio, e che oltre a questo c'è anche l'aspetto ecologico, ambientale, oltre a quello, diciamo, economico, ecologico, soprattutto anche per quanto riguarda i gas ovviamente inquinanti, rumori e quant'altro. E soprattutto anche il tema della sicurezza, che non è da sottovalutare anche per quanto riguarda la possibilità di spostarsi in sicurezza. Detto tutto questo, sappiamo che c'è stata l'innovazione normativa a livello europeo, che si è passato da un sistema come il nostro, diciamo, di concessione, che è stato poi, diciamo, in regime di proroga per tantissimi anni, alla necessità, all'obbligo della gara, ma oltre a questo, diciamo, questo ci permette anche di prevedere, tra l'altro, in questo passaggio anche dei sistemi che ci diano proprio la possibilità di affrontare tutte queste nuove tematiche. Cioè, allora, come ci organizziamo per poter affrontare il tema del passaggio da un sistema all'altro, magari a mezzi meno inquinanti, a un sistema anche di ticketing, di digitalizzazione, di informazione diverso, no? Perché questo è un aspetto davvero importante oggi, l'informazione a tutta l'utenza in qualsiasi momento sul servizio più utile che si può ecco, prendere e utilizzare, appunto. Ecco, io mi auguro che in questa fase difficile, dove sappiamo che la provincia ha deciso un bando, che poi è stato revocato per motivi conosciuti o meno conosciuti, comunque per un atto, diciamo, con un atto dovuto, si è dovuto passare alla revoca, e dopo c'è stata questa scelta nel frattempo neoeletto consiglio, da parte del neoeletto consiglio provinciale, di voler impostare anche in modo un po' diverso tutto il trasporto pubblico locale per quanto riguarda il modello di organizzazione, soprattutto puntando anche a un'organizzazione in-house, dico anche su questo. E perciò adesso io spero che questo incontro di oggi possa dare utili spunti per poter proprio avviare bene questa nuova fase. Io direi che abbiamo una grande opportunità per fare un salto di qualità per gli utenti, perché in fin dei conti conta solo quello, conta il servizio per il cittadino, ovviamente, e credo che dovremmo sfruttare adesso la presenza di tanti esperti anche per poter magari ancora limare e aggiustare, diciamo, eventualmente se necessario, gli indirizzi che sono stati indicati ovviamente dal Consiglio come supremo organo che ha detto una certa direzione bisogna dare, e poi questo va portato a livello operativo e lì sappiamo che determinate scelte devono essere fatte, e forse oggi, senza forse, sarà il momento di poter anche prendere qualche ulteriore spunto. Das wünsche ich Ihnen, ve lo auguro, und wünsche somit eine gute Versammlung. Ich werde dann anschließend sicher von Landeshauptmann Stellvertreter und zuständigen Landesrat Daniel Alfreider bestens informiert werden, was die Ergebnisse dieser Tagung sind, und freue mich schon darauf, dass wir gemeinsam, das geht vor allem auch an die Kollegen in der Landesregierung, aber auch die Kollegen im Landtag, gemeinsam die richtigen Entscheidungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger treffen können. Dankeschön und alles Gute. Danke, Herr Landeshauptmann. Ich bitte nun den Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität und Landeshauptmann Stellvertreter, Honorevole Ingenieur Daniel Alfreider, das Wort zu ergreifen. Danke vielmals. Einen schönen guten Nachmittag eben auch von meiner Seite. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat es bereits angedeutet, wo die Mobilität hingehen soll, wo die Potenziale auch der Mobilität sein werden. Und das haben unsere Leute auch im Ressort jetzt in diesen Monaten ganz, ganz intensiv ausgearbeitet, auch zusammen mit den Konsulenten, mit den Technikern, zusätzlichen Technikern, mit den verschiedenen Institutionen, auch als Auftrag von dem, was eigentlich mit Landtagsbeschluss entschieden worden ist. Das heißt, der Landtag hat nochmal beauftragt, was im öffentlichen Personennahverkehr zu studieren, was im öffentlichen Personennahverkehr organisiert werden soll. Auf das werde ich später noch eingehen. Aber lassen Sie mich auf eines kurz eingehen und vor allem die
Mobilität der Zukunft etwas besser mit Ihnen zu diskutieren. Wir sehen immer mehr, und gerade wie es vorhin gesagt worden ist, gerade in dieser Zeit der Corona-Krise haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass die Mobilität flexibel ist. Morgen muss die Mobilität noch mehr flexibel sein, weil wir selbst alle flexibel werden. Wir selber möchten uns unterschiedlich bewegen. Es gilt nicht nur mehr ganz Standardwege zu definieren, sondern es gilt vor allem viele Möglichkeiten aufzuzeigen, diese Informationen zu teilen und dann den schnellsten Weg oder den billigsten Weg den Menschen aufzuzeigen, damit wir uns in Südtirol, sei es Einheimische als auch Gäste, so gut wie möglich bewegen können, so schnell wie möglich bewegen können, so kostengünstig wie möglich bewegen können, aber vor allem auch so umweltfreundlich wie möglich bewegen können. Das sind alles Ziele, die sehr gut klingen, sehr ambitioniert sind. Diese möchten wir auch erreichen, aber um diese zu erreichen, braucht es nicht nur Techniker, es braucht nicht nur Fahrzeuge, es braucht nicht nur Konzessionäre, sondern es braucht alle. Es braucht die Fahrgäste, die sich dementsprechend auch mit einbringen. Es braucht die Busfahrer, alle Mitarbeiter, die im Sektor arbeiten. Es braucht vor allem eben Konzessionäre, eigene Gesellschaften, das Management und die Steuerung des Landes, damit dieses Projekt auch erfolgreich sein kann. Und erfolgreich ist es dann, wenn es bei den Menschen, die es brauchen, auch gut ankommt. Und deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig gewesen, bereits damals die Anhörungen zu organisieren. Wir haben damals als Ressort nach dem Landtagsbeschluss Anhörungen organisiert mit allen Vertretern des Sektors, mit den Gewerkschaften, mit unterschiedlichen Vertretern, um gerade das Feedback von allen einzubringen, einzuholen und eben dementsprechend auch die Arbeit fortsetzen zu können. Wir haben in der Zwischenzeit, unsere Techniker haben jetzt lange daran gearbeitet, an diesem Projekt. Es liegt immer noch viel Arbeit vor uns, aber es ist wichtig, dass wir diese Arbeit mit Ihnen teilen und dieses Projekt auf gute Fundamente setzen. Per noi fondamentale, prima di arrivare subito al merito, di vedere un po' il quadro generale della mobilità, che tra l'altro l'abbiamo visto in questa situazione di Covid, l'abbiamo vista proprio da vicino, quanto è importante che la mobilità domani sia una mobilità anche dinamica, digitale, una mobilità che sia in grado di adattarsi alle diverse situazioni. E per questo vorrei veramente ringraziare sia il professor Mantini e soprattutto la dottoressa Paniccia per il contributo e la collaborazione in questi mesi e soprattutto anche per la disponibilità di partecipare oggi a questo convegno e di condividere queste informazioni con tutti. L'ho detto prima, per noi è fondamentale ed è stato dall'inizio, da quando anche il Consiglio provinciale, i nostri colleghi, ne abbiamo parlato con i colleghi in Consiglio provinciale, hanno dato l'incarico alla Giunta di studiare bene la situazione. Per noi è stato importante dall'inizio, se ricordate abbiamo organizzato delle audizioni dove abbiamo cercato di recuperare tutte le informazioni del settore, sia dagli operatori del settore che dai collaboratori, dalle associazioni, dagli imprenditori, e soprattutto anche dagli utenti. Quindi per noi è stato un percorso molto importante che vorremmo condividere con tutti voi proprio per riuscire a raggiungere questi i tre traguardi principali della mobilità. Come dicevo prima di tutto un servizio efficiente per gli utenti, quindi informazioni molto più visibili e accessibili anche per l'utente stesso, quindi dati live, degli orari. Vogliamo avere un servizio che sia green, quindi un grande focus sui mezzi e soprattutto
sui mezzi, tra virgolette, puliti anche in base alle direttive europee e naturalmente un servizio che, diciamo, dove il trasporto pubblico prende di nuovo il posto di numero 1 per lo spostamento in Alto Adige, che non sia la macchina individuale il primo mezzo scelto, ma che sia eventualmente il trasporto pubblico o la bici. Ecco, questi sono i traguardi che vogliamo raggiungere, perché a tutto questo serve una struttura stabile, una struttura nella quale tutti gli operatori possano lavorare in maniera serena. Torno un po' alla storia di questi mesi senza allungarmi troppo, però doverosamente devo tornare su qualche punto. E già le giunte provinciali di questi anni hanno previsto, diciamo, o hanno preparato la strada per raggiungere questi traguardi e già dalla legge provinciale del 2015 la provincia è incaricata o ha l'incarico e il compito principale, quello di programmare, di pianificare, di coordinare e di controllare la qualità del servizio. Quindi questi sono compiti essenziali che vorremmo continuare insieme agli operatori sia privati che pubblici a sviluppare. Nel 2018 poi, come ha detto il Presidente poco fa, c'è stato il bando per una nuova gara del trasporto extraurbano. A seguito di alcune situazioni che ben tanti conoscono, fughe di notizie, irregolarità presunte e minacce, è stato purtroppo revocato questo bando, è stato un atto dovuto e per garantire meglio lo sviluppo adesso si è ricostruito tutto il percorso e per garantire l'interesse pubblico, ecco, questo percorso del 2018 è stato bloccato e adesso rimesso in piedi con anche le nuove valutazioni imposte dal legislatore. Nel 2019, giugno del 2019, in seguito alle discussioni e alle proposte legislative del Consiglio provinciale, è stata poi approvata una legge provinciale che prevede tra l'altro anche la gestione in-house e privata dove possibile. Quindi abbiamo una nuova una realtà diciamo mista che vogliamo affrontare, ed è anche un sistema che che in base alle nostre considerazioni e alle considerazioni soprattutto dei tecnici dà delle garanzie ancora migliori. Ecco, un atto quindi dell'organo politico legislativo che è stato della maggioranza. Ricordo che queste modifiche sono state approvate tra l'altro senza voti contrari, quindi a grande maggioranza, proprio perché questo è un segno molto, molto, molto importante. Quindi, diciamo, abbiamo queste novità a livello legislativo e organizzativo, e però vorrei ribadire una cosa, ed è questo molto importante, che è una questione che vale già da tanti anni, ma lo sentiremo dopo, quando negli approfondimenti. Il quadro non è un quadro solamente della provincia autonoma di Bolzano. Naturalmente l'assetto normativo è la legge provinciale, però siamo in un inquadramento assolutamente europeo, nazionale, e quindi il tema del trasporto è un tema che, come vediamo se guardiamo un po' sia a nord nei paesi della Germania, dell'Austria, o a livello nazionale, è un tema molto sentito. Quindi questo cambiamento, che è stato accennato anche prima da parte del Presidente Kompatscher, è un cambiamento che non prevede solo l'Alto Adige, è un cambiamento previsto da tutte le norme europee nazionali. Quindi
per fare questo naturalmente serve la collaborazione anche a livello internazionale. Ribadisco che sia a livello tecnico e a livello giuridico normativo abbiamo per fortuna avuto la collaborazione di tanti esperti, alcuni dei quali presenteranno la loro relazione anche oggi, ma anche a livello tecnico, per esempio l'ingegner Ciurnelli, che vorrei nominare oggi, è un gruppo di esperti di Berlino che ci ha seguito proprio per vedere anche quello che sta succedendo a livello internazionale, che per noi è molto importante proprio per dare anche questa impronta molto innovativa, internazionale e di confronto e di continuo miglioramento che noi vogliamo assolutamente raggiungere. Quindi il tema, come dicevo prima, di questo servizio digitale più green e più vicino al cittadino è il traguardo principale. Chiediamo la collaborazione naturalmente da parte di tutti, sia pubblici che privati, per riuscire a garantire questo. Chiudo subito e non mi allungo troppo, già sono stato troppo lungo in questa piccola riflessione. Per noi è importante che il quadro normativo, che gli aspetti giuridici, tecnico-amministrativi siano chiari a tutti, e per questo ancora una volta un grazie al professor Mantini e alla dottoressa Paniccia per la disponibilità di intervenire oggi e di chiarire ancora qualche questione o soprattutto di definire ancora meglio per tutti noi quelle che sono le circostanze. Il traguardo è chiaro, se ci crediamo riusciamo anche a raggiungerlo. Grazie a tutti i tecnici nostri della ripartizione, della mobilità e a tutti quelli che hanno collaborato in questi mesi. Andremo a presentare i risultati appena finiti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche al Consiglio provinciale, ai vari enti e alle istituzioni, proprio per intervenire in massima trasparenza di quello che è stato il lavoro fino ad oggi. Grazie a tutti intanto e già adesso non vedo l'ora di sentire gli interventi e soprattutto la discussione. Grazie tante, buon lavoro a tutti, einen schönen guten Nachmittag. Grazie Assessore. Adesso io farò un piccolo quadro tecnico-giuridico di tutto quello che è la situazione in Alto Adige. Come già accennato dall'assessore, abbiamo la nostra legge della mobilità, nella numero 15 del 2015, che disciplina il trasporto pubblico di persone nell'interesse provinciale e tra l'altro fissa anche le procedure di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, allineandole a quelle dell'Unione Europea. Il piano provinciale della mobilità, invece, configura il sistema della pianificazione e della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto locale di persone e definisce i bacini di fabbisogno e il fabbisogno finanziario in coerenza con le strategie socio-economiche a sostegno dello sviluppo territoriale e di sostenibilità ambientale. Il piano provinciale sulla mobilità contiene inoltre gli obiettivi strategici e i criteri di qualità dei servizi nel campo di mobilità e trasporto pubblico, individuando in particolare le strategie per la riduzione del traffico, per l'ottimizzazione della mobilità ecosostenibile e per l'integrazione delle varie modalità di trasporto. I servizi di trasporto pubblico di linea extraurbano con autobus di competenza provinciale sono stati affidati con i relativi decreti di concessione dall'assessore alla mobilità del 19/11/2009 per 9 anni con scadenza il 18 novembre del 2018, rinnovando le concessioni in essere degli anni ancora 60 e 70.
A partire da tale data i servizi avrebbero dovuto essere affidati tramite contratto di servizio. Nel 2018 è stata quindi indetta una gara pubblica per l'affidamento delle linee extraurbane con autobus di competenza della provincia, da eseguire per lotti relativi al perimetro dei 4 bacini di traffico ottimali, i BTO definiti nel piano della mobilità e sulla base dei programmi di esercizio definiti annualmente. Le vecchie concessioni sono state dunque prorogate e contestualmente è stata avviata la procedura per la nuova gara. Le consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei Contratti, si sono svolte in data 10 gennaio 2019, a seguito ad un ampio dibattito con gli operatori. In data 6 giugno, come già accennato sia dal Presidente che dall'assessore, del 2019, il Consiglio provinciale ha approvato con votazione pressoché unanime una mozione che così recita: la Giunta provinciale presenta quanto prima una proposta legislativa che preveda per il trasporto pubblico locale con autobus un modello in-house o un'azienda speciale, pensati appositamente per la realtà della nostra provincia. In coerenza con la sopracitata mozione, il Consiglio provinciale, con l'articolo 4 della legge provinciale 3 del 2019, ha modificato l'articolo 7 delle disposizioni sugli appalti pubblici, introducendo il comma 9 che recita, e lo leggo perché è proprio la norma che è proprio sulla base di tutta la normativa per procedere agli affidamenti in-house. Il servizio del trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia Autonoma di Bolzano anche attraverso un modello di gestione in-house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile nel rispetto della normativa unionale. Nelle more della individuazione della società o dell'azienda speciale, la provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all'utenza. Di seguito, coerentemente, la Giunta provinciale ha autorizzato l'avvio di un procedimento istruttorio di valutazione per la gestione pubblica in-house del trasporto pubblico locale extraurbano, almeno in via prevalente. Ancora nel 2019 il quinto bacino è stato affidato tramite contratto di servizio a gross cost alla società per azioni in-house, SASA, che è di proprietà dei comuni di Bolzano, Merano e Laives, oltre della provincia che finanzia la società al 100%. Peraltro la recente legge provinciale numero 3 del 2020 prevede che a causa dell'emergenza SARS-CoV le attuali concessioni potranno essere ulteriormente prorogate. Nelle specifiche tecniche ed economiche del provvedimento di proroga delle concessioni sono elencate le condizioni attualmente in essere, tra cui gli obblighi concernenti il parco rotabile. Attualmente il parco rotabile consiste in circa 600 autobus, finanziati tutti al 100% dalla provincia, ma che tuttora risultano di proprietà dei singoli concessionari. La recente delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti numero 154 del 2019 è molto chiara sul punto quando si riferisce ai beni essenziali e indispensabili di cui deve essere garantita la piena disponibilità e descrive in modo peculiare le modalità di trasferimento. Ancora in autunno dell'anno scorso una commissione tecnica di esperti, a seguito delle audizioni svolte nel corso del procedimento istruttorio di valutazione per la gestione pubblica in-house del trasporto pubblico extraurbano, ha elaborato, seguendo le direttive del piano provinciale di mobilità, una proposta per il riconoscimento di una rete principale ecosostenibile di servizi automobilistici, definita dall'insieme delle linee principali di base e locali individuate dal piano provinciale della mobilità, con specifico riferimento a quelle che convergono
o circolano nelle principali città dell'Alto Adige, dove si registrano livelli critici di inquinamento atmosferico. L'obiettivo è che a regime tale rete sia esercitata esclusivamente con autobus a basso livello di emissioni. Passando all'aspetto non solo giuridico ma anche pratico del trasferimento dei mezzi di trasporto dal fornitore del servizio uscente a quello entrante, c'è la convinzione che i nuovi mezzi strumentali debbano transitare al nuovo gestore del servizio se finanziati al 100% con risorse pubbliche, come nel nostro caso. Tutta la rete invece, che non rientra nel contesto della già menzionata ecosostenibilità, verrà ora suddivisa in un certo numero di lotti e il relativo servizio bandito con gara. Questo è il quadro della nostra situazione per sommi capi. Passo ora la parola al professor Mantini a parlare dell'evoluzione della governance pubblica del trasporto pubblico locale in Alto Adige. Il professore segue già da qualche anno le questioni inerenti al trasporto pubblico locale nella nostra provincia e ringrazio per la sua disponibilità di affrontare il tema in questa sede. Grazie a voi. Credo che tutte le introduzioni siano state molto chiare e questa ultima della direttrice Cashbauer è stata, diciamo, molto precisa sull'evoluzione giuridica e amministrativa del percorso della nuova organizzazione dei trasporti pubblici in Alto Adige e anche di qualche criticità, in particolare citando la revoca del bando del 6 aprile 2018, del bando di gara, che è stata doverosamente fatta dalla giunta provinciale, dall'amministrazione, a seguito di fughe di notizie di presunte irregolarità sui giornali a pochi giorni dal termine per la presentazione delle offerte, con minacce di denunce, e quindi credo che doverosamente la Giunta, nell'esercizio di una discrezionalità amministrativa piena, perché la revoca del bando di gara appartiene alla discrezionalità delle amministrazioni, come riconosciuto da tutta la giurisprudenza amministrativa, abbia fatto, diciamo, necessariamente un'opera di verifica, di chiarezza, di prudenza nella garanzia dei concorrenti e dell'interesse pubblico. E di lì ci sono stati dei necessari provvedimenti di proroga, perché eravamo nell'estate ormai del 2018 e la scadenza era molto prossima, quindi da allora siamo in una proroga, in regime di proroga dei contratti in essere nei confronti delle principali società concessionarie, ossia di SAD in particolare e di Libus, che è il consorzio, come è noto. Quando il legislatore speciale della provincia di Bolzano ha deciso, anche a fronte di un contesto particolare, che è quello caratterizzato da una fortissima conflittualità da parte dei concessionari, io credo uscenti, perché abbiamo un numero veramente straordinario di ricorsi, denunce, cause, atti di citazione, pur facendo la professione di avvocato da molti anni è raro vedere, diciamo, una concentrazione di conflittualità così forte tra il concessionario e l'ente concedente. Di solito questi rapporti sono anche per legge regolati da una leale collaborazione. Naturalmente vi è un diritto costituzionale a poter ricorrere al giudice quando ve n'è la necessità.
ma è cosa diversa che ogni azione della pubblica amministrazione venga ostacolata, denunciata, diventi oggetto di polemica, diventi oggetto di azioni anche un po' così di segno quasi intimidatorio, una conflittualità molto forte. E tuttavia siamo in regime di proroga, e quindi questa conflittualità tutto sommato mantiene l'assetto attuale con i vantaggi dei concessionari attuali. Detto questo, io credo che anche questo motivo, non è il solo, come vi è stato spiegato, possa aver influito sulla scelta del legislatore speciale a provincia di Bolzano, che è stata quella, come vi è stato ampiamente detto, di ricorrere, diciamo, a un modello innovativo di trasporto, certamente basato sulla green mobility, sul digitale, su un sistema integrato di trasporti che possa tener conto delle esigenze civili del trasporto, ma anche delle esigenze di lavoro e di scuola e di studio e di turismo e di sport e di tempo libero. Oppure devo dire, anche tenendo conto della necessità di integrare più sistemi. Pensiamo ai luoghi svantaggiati di montagna, anche lì si porrà un problema di capire come integrare il trasporto di linea con autobus, con servizi magari di NCC o di cooperative o di in altre forme, di cui per fortuna il territorio con le sue piccole e medie imprese è ricco. Quindi una visione non solo più adeguata all'agenda, diciamo, ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, non solo molto proiettata alle nuove tecnologie alternative, all'elettrico quando sarà totalmente disponibile, a standard di qualità ambientali, ma anche di maggiore efficienza dentro un solo contesto, anche sotto il profilo dell'informazione, un modello insomma Alto Adige del trasporto di eccellenza, tuttavia con una parte, diciamo, prevalente, così dice la legge che vi ha richiamato adesso la direttrice, affidata alla gestione pubblica con società in house, e un'altra parte significativa affidata al mercato e quindi alle imprese attraverso appunto la gara che è in corso di preparazione. Questo assetto, diciamo, misto e innovativo di un modello unico di trasporto Alto Adige è stato da qualcuno contestato in varie sedi, sostenendo, e vedo qualche traccia anche nei quesiti che sono arrivati per questo nostro seminario, sostenendo che una parte di gestione pubblica, come nel nostro caso, sarebbe contraria all'esigenza di mercato o addirittura illegittima. Insomma, che il trasporto pubblico con gestione pubblica non si possa fare o addirittura sarebbe in contrasto con le esigenze della concorrenza. Addirittura la provincia è stata persino citata, posso dirlo perché sono atti ufficiali, citata per violazione delle leggi sulla concorrenza per aver pensato di poter fare una società in house per il trasporto extraurbano. Ora, io, siccome siamo in un territorio meraviglioso, territorio di eccellenza, un territorio anche di grande know-how, di grandi conoscenze, di grandi, vorrei dire che sono molto meravigliato che si possano dire cose di questo tipo o solo pensarle, perché circa l'80% del trasporto pubblico in Italia è gestito da società pubbliche. Parlo dei volumi di trasporto. E così analogamente in altre realtà paesi europei. Cioè
E in ogni caso, devo qui fare il giurista, mi spiace rubare qualche minuto per ricordarvi cosa dice il contesto europeo, visto che il nostro è intitolato al contesto europeo, e cioè che la direttiva, mi riferisco, lascio stare i precedenti, ma solo alla direttiva 24 del 2014, mi riferisco al quinto considerando della direttiva 14, che chiarisce che è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. Sto leggendo esattamente la direttiva europea e il considerando, eccetera. E questo sulla base dell'articolo 2,1 della direttiva del Parlamento europeo, a proposito dell'aggiudicazione dei contratti di concessione, che dice: la presente direttiva, dice la norma europea, riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire un particolare elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità locali e nazionali possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, eccetera. Ed ancora, non so, una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2005, un'autorità pubblica che sia un'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. Insomma, non vado avanti, non mi dilungo. La dottoressa Paniccia naturalmente sa che ho parlato, diciamo, dell'ABC elementare dei principi europei per ribadire che tutto si può affermare meno che la scelta di una gestione in-house del trasporto pubblico locale, in presenza naturalmente dei 3 requisiti noti del controllo analogo, eccetera, previsti anche dalla legge nazionale oltre che dalla direttiva, requisiti che qui sono tutti molto presenti e sussistenti, possa costituire una turbativa del mercato, diciamo, una violazione delle regole di concorrenza, come pure è stato affermato nel nostro territorio in modo veramente molto inappropriato. Devo dire che qui è un segno, diciamo, non all'altezza della cultura anche economica e imprenditoriale che è tipica dell'Alto Adige. D'altra parte l'Alto Adige ha delle società pubbliche che gestiscono energia, altre strutture, eccetera, conosce bene il problema. E dunque questo è un punto che va veramente molto chiarito e definitivamente. Approfitto di questa occasione, di qualche secondo, minuto in più, proprio per dirlo con chiarezza. Il modello di gestione del trasporto pubblico in house in presenza dei presupposti previsti dalla legge europea e nazionale è un modello del tutto legittimo. Punto secondo, il modello scelto dalla provincia di Bolzano non è un modello pubblico totalitario, ma è solo un modello prevalente, e quel prevalente viene interpretato, qui non svelo nulla naturalmente, quando vi sarà
l'ufficialità degli atti di gara, le cose parleranno da sole, no? Però è anche, devo testimoniare per quella che è la mia piccola parte, diciamo, di collaborazione, di contributo a questi lavori, che è interpretata con prudenza dall'amministrazione, cioè sarà lasciata una parte significativa al mercato, alle imprese, dentro però un sistema coordinato che sta molto a cuore non solo all'assessore Alfreider, ma mi pare di capire a tutto, che è un sistema di mobilità Alto Adige dove sia i concessionari pubblici sia i concessionari, diciamo, privati della concessione pubblica avranno delle stesse linee guida, diciamo, uno stesso sistema di digitalizzazione, di informazione, di programmazione naturalmente, dato che il sistema applicato è quello del gross cost. Spero che questo punto sia sufficientemente chiaro, perché il modello non è legittimo, è super legittimo in presenza naturalmente dei requisiti che sono richiesti e che sono qui inequivocabilmente presenti. Punto secondo, quando vi è una chiara motivazione, in questo caso anche della convenienza, che non è solo una convenienza economica, ma è una convenienza anche gestionale e di efficienza. E punto terzo, il modello verso cui si va è un modello che è meglio definire forse misto più che interamente pubblico, perché non è interamente pubblico. Un secondo punto che vorrei sottolineare, perché tradisco forse l'ambizioso titolo della mia relazione, ma qui adesso ascolteremo con grandissimo piacere la dottoressa Paniccia, che ci farà autorevolmente un quadro dell'assetto regolatorio molto aggiornato, e quindi avremo anche molto da imparare su temi più generali, ma ai fini che pur interessano l'azione in corso in Alto Adige, nella provincia di Bolzano, devo anche sottolineare che molta chiarezza è stata fatta da mesi sul un problema piccolo, ma che aveva fatto un po' fibrillare e agitare, aveva portato in parte anche a quella revoca, no? Il tema dell'obbligo di iscrizione a REN dei consorzi. Ora, dal punto di vista del diritto generale, questo tema è un tema veramente secondario, perché è cosa corrente. Qui, siccome abbiamo nell'organizzazione dell'Alto Adige alcuni consorzi, più di uno, importanti che accolgono e comprendono molte piccole imprese, si è posto questo tema, ma questo tema dal punto di vista giuridico, lo ribadisco, è stato risolto da tempo, sin dal tempo del bando, devo dire che era chiaro anche a quel tempo lì. Però se gli operatori o i soggetti presenti che partecipano a questo seminario vogliono andare sul sito dell'Agenzia dei Contratti Pubblici della provincia di Bolzano e sul sito della mobilità, quindi dell'amministrazione, troveranno la stessa interpretazione pubblicata per il massimo di trasparenza, pubblicata, e questa interpretazione dice che i consorzi stabili, che sono essi stessi impresa, quindi che svolgono come società l'impresa di trasporto, cioè i consorzi stabili di cui all'articolo 45 lettera C, hanno l'obbligo di tutti i requisiti professionali richiesti dalla legge, e tra questi vi è anche l'obbligo di iscrizione al REN. Viceversa, i consorzi che fossero solo consorzi ordinari, e quindi di cui alla lettera E dell'articolo 45, consorzi ordinari, e che quindi non svolgono attività essi stessi di imprese di trasporto, ma sono solo uno strumento di organizzazione, di ausilio organizzativo e di rappresentanza delle imprese consorziate che sono esse stesse concessionarie,
questo tipo di consorzi non ha l'obbligo di iscrizione al REN. È chiaro che più chiaro di così, diciamo, non si può dire, perché è pubblicato in tutti e due i siti, anche quello dell'Agenzia dei Contratti, è pubblicato non per un dovere, ma per un intento di massima chiarezza, preventiva, di modo che ciascun soggetto economico si può organizzare sapendo con chiarezza da prima, nel dettaglio, quali sono le regole. Il terzo punto, un po' più problematico, ma su questo faccio solo un piccolo rinvio, un piccolo cenno con un ampio invece rinvio alla relazione della dottoressa Paniccia, che ex professo diciamo tratterà anche questo punto, è quello relativo al trasferimento e alla disponibilità dei mezzi e degli autobus, no? Ecco, qui in Alto Adige vi è una storia che non è singolare, perché anche altre regioni, altri comuni, altre province hanno una storia analoga, ma che è una storia di finanziamento pubblico al 100% di qualsiasi attività. Non a caso il sistema è quello del gross cost, ma l'amministrazione, come ha notato anche l'ARTA in un'audizione fatta un anno fa forse, sì, praticamente l'amministrazione non cede un'ale all'imprenditore, un rischio, perché programma, controlla, sa quando c'è l'autobus che va vuoto, quando non c'è, controlla e le tariffe, assolutamente controlla tutto. E in più è proprietaria di tutto, cioè di tutto, 100%. E questo tema naturalmente va affrontato alla luce già della misura, diciamo, 49 preesistente, e poi alla luce dell'articolo 7, insomma della misura 7, ora della delibera 154 del 2019, che riguarda il trasferimento degli autobus pur nel bilancio delle società concessionarie, ma di intero totale finanziamento pubblico, che hanno nel sistema della provincia di Bolzano un vincolo iscritto anche alla motorizzazione per 12 anni alla destinazione pubblica, al servizio pubblico. Ecco, gli obblighi di trasferimento poi di questi beni ai concessionari subentranti, con gara o con affidamento in house. Io penso che ci sarà qualche quesito e qualche domanda a cui forse posso aiutare a rispondere, e quindi mi fermerei qui con queste 3 precisazioni, che sono però molto, credo, pertinenti per l'evoluzione appunto del sistema dei trasporti in Alto Adige, che hanno una direzione chiara: efficienza, green mobility, digitalizzazione, futuro. Uno strumento altrettanto chiaro: sistema misto a prevalente, diciamo, gestione pubblica, ma con ampie quote gestite attraverso gara del mercato privato, trasparenza delle regole, perché l'unico elemento che ha creato un po' di dubbio, che è stato molto strumentalizzato polemicamente, eccetera, l'obbligo di iscrizione al REN è sui siti da mesi, interpretazione chiara, condivisa dal Ministero dei Trasporti, dalla giurisprudenza, eccetera, e che anche per quanto riguarda il tema dell'utilizzo, almeno per il vincolo dei 12 anni, dei mezzi interamente finanziati dalla provincia, ossia dai cittadini, con capitale pubblico,
ritiene di non dover sprecare le risorse pubbliche e di dover utilizzare i mezzi interamente finanziati senza regalarli, diciamo, a nessuno, ma utilizzandoli secondo i principi di legge. Grazie. Grazie, professor Mantini. Tramite il professore siamo entrati in stretto contatto anche con le massime autorità a livello nazionale, tra cui l'autorità sulla regolazione dei trasporti, e invito adesso la dottoressa Paniccia a trattare l'argomento i principi e le regole dell'autorità per la regolazione dei trasporti, specialmente alla luce della recente delibera 154 del 2019. La parola a lei, dottoressa. Grazie a lei e grazie all'amministrazione per questo invito. È certamente apprezzabile che un'amministrazione trovi un'occasione per confrontarsi un po' con tutti gli stakeholders al fine di definire un assetto del settore, un'organizzazione che ovviamente deve essere resa coerente con l'ordinamento, con l'insieme di regole della legislazione nazionale e delle autorità nazionali. E io oggi proprio illustrerò un po' le regole che l'autorità di regolazione dei trasporti, quindi un'autorità nazionale, ha definito per il settore del trasporto pubblico e per la materia degli affidamenti. E per fare questo mi avvarrò di una presentazione che vado ora a proiettare. Un secondo solo che accedo. Ecco qui. Ecco, cominciamo dall'inizio. Allora, appunto parliamo di principi e regole. In realtà il decreto istitutivo dell'autorità definisce dei precisi compiti in capo alla stessa con riguardo alla materia degli affidamenti. Cioè l'idea del legislatore era quella che fosse necessario fornire un disegno regolatorio unico, quindi un insieme di regole certe e uniformi per tutte le realtà rispetto a un settore che sappiamo benissimo è articolato a livello locale. E quali sono queste regole? Sono le regole in materia di condizioni di entrata, quindi sui lotti di affidamento, sui contenuti economici dei bandi di gara e sugli aspetti che più influiscono su procedure di affidamento contendibili. Poi a questi temi si aggiunge la qualità, il tema dei prezzi e delle tariffe. Ecco, ma è un disegno regolatorio definito da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2013 in termini di cornice regolatoria unica. È un disegno regolatorio che riguarda un po' tutte le forme di affidamento, quindi sia diciamo concessione, appalto, ma anche tutte le modalità di affidamento riconosciute, ammesse dall'ordinamento. Ecco, noi nei nostri compiti non abbiamo certamente quello di entrare nella discrezionalità delle amministrazioni, nella definizione del modello che più ritengono funzionale agli interessi dei cittadini rappresentati. La scelta è delle amministrazioni, ma noi abbiamo definito regole che riguardano tutte le modalità di affidamento, quindi sia la gara, gli affidamenti diretti in house. E questo lavoro, chiamiamo così, è iniziato molto presto. È stato forse la prima delibera alla quale ha lavorato l'autorità dalla sua istituzione al momento della sua operatività nel 2014, prima con una consultazione e poi con la delibera 49 del 2015. Ma dicevo, facevo prima riferimento
un po' all'affidamento dei servizi, che è un processo, come si ricordava anche negli interventi precedenti, un processo che riguarda più aspetti, dalla definizione del lotto di affidamento, dalla definizione dei bacini di mobilità e quindi dallo studio delle esigenze di mobilità dei cittadini, quindi poi si definisce il bacino di mobilità, i lotti, per poi passare alla definizione delle procedure di affidamento e poi ancora gli aspetti riguardanti i contratti di servizio. Ecco, avendo in mente questo iter logico che procede dalla analisi dei fabbisogni di mobilità dei cittadini, noi abbiamo definito un insieme di regole contenute in specifiche delibere che coprono un po' tutto il contesto regolatorio del trasporto pubblico locale. In questa slide che sto proiettando, appunto, ho riassunto quelli che noi chiamiamo i 4 pilastri del TPL, cioè i riferimenti di regole che coprono un po' tutte le decisioni che poi sono gli enti, in un contesto di regolazione indiretta, cioè dove noi definiamo regole che sono gli enti a dover attuare. Ecco, in questo contesto le delibere che rappresento in questa slide, quindi la delibera 48, poi la delibera 154, più recente del 2019, che non è altro che un aggiornamento della prima delibera sul settore dei trasporti, la 49 del 2015. A queste 2 delibere di carattere generale poi si aggiungono altri atti di regolazione che riguardano gli aspetti assai importanti della qualità del servizio e della trasparenza, e quella dell'efficienza, l'efficienza e contabilità regolatoria. Questo è un po' il quadro nel quale ci muoviamo, quadro ovviamente coerente con la normativa nazionale europea, in primis coerente con il regolamento 1370 per i settori del trasporto su strada e poi con la normativa interna che ha recepito anche le direttive sugli appalti. In particolare vedremo poi anche meglio dopo che la delibera 154, che è la più recente, è coerente anche con gli ultimi sviluppi della legislazione nazionale, in particolare col DL 50 del 2017. E quindi ecco, vorrei soffermarmi di più su questa delibera, proprio perché è inerente il tema degli affidamenti. Quindi dei modelli anche di governance del TPL. Allora, dicevo, questa delibera parte da molto, diciamo, dal 2015 e sulla base di un monitoraggio anche delle procedure di affidamento in corso, sulla base delle novità normative del DL 50, ha innovato, ha aggiornato in qualche modo la delibera 49 e questo aggiornamento è avvenuto attraverso un ampio processo di consultazione dei vari stakeholders. Per noi è molto importante come autorità indipendente questo processo di notice and comment, cioè ascoltare tutti i vari soggetti attivi nel settore per poi ovviamente fare una sintesi in base ai nostri principi di riferimento, sui quali tornerò tra un attimo. Come vedremo scorrendo questa presentazione, la delibera 154 ha rispetto alla 49 ha una serie di annessi, una serie di strumentazioni al suo interno, passatemi questo termine, tese a meglio supportare gli enti affidanti, le amministrazioni nella loro gestione dei rapporti con le imprese. Quali sono questi strumenti operativi? Sono in particolare il PEF, piano economico finanziario, la matrice dei rischi e i set informativi. Sono strumenti già presenti nella delibera 49 che ora vengono
per i quali vengono forniti degli standard, degli schemi, dei modelli di riferimento. E poi altro aspetto fondamentale che è contenuto nella delibera 154, fondamentale ai fini della trasparenza e elemento innovativo, è la contabilità regolatoria. Ma li vedremo con un po' più di dettaglio. Appunto dicevo, scorrerò velocemente queste altre slide, dicevo la consultazione è stata ampia, ovviamente non tutte le osservazioni le abbiamo recepite, ma le abbiamo reinterpretate alla luce dei nostri principi, della nostra missione istituzionale. E quindi missione istituzionale che è tesa a delle finalità di carattere generale, che vorrei qui ricordare perché orientano, illuminano un po' la ratio delle nostre scelte, cioè le nostre misure, i nostri atti, quale finalità hanno in particolare? Rispetto a un contesto di affidamento che vede più soggetti partecipare, i nostri atti mirano a garantire condizioni eque e non discriminatorie di partecipazione alle procedure. Cioè l'idea è che tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro natura, pubblica, privata, piccole o grandi imprese, devono essere nuovi entranti o incumbent, o gestori uscenti, devono avere le stesse opportunità di partecipare alle procedure di affidamento, perché il fine ultimo, lo si ricordava anche prima, è quello di assicurare dei servizi efficienti da un punto di vista anche di finanza pubblica, quindi di minimizzazione della spesa pubblica, di efficacia per i cittadini e di innovazione. Quindi non importa l'identità dell'impresa, ma la finalità è quella di rendere più attrattivo il settore del trasporto pubblico locale, attrattivo rispetto alle modalità concorrenti, no? All'auto privata o poi i risvolti ambientali che ben conosciamo. Quindi questo sono criteri che percorrono tutta la nostra regolazione e che poi vedrete appunto più nel concreto come sono stati tradotti, operativizzati. Quindi dicevo, condizioni level playing field, ovvero condizioni eque e non discriminatorie, efficacia ed efficienza e riduzione dei rischi. Riduzione dei rischi sia per chi è già nel mercato, ma anche per chi deve ancora entrare. E poi ancora un altro elemento importante, che è quello del superamento delle asimmetrie. No, le asimmetrie non sono solo quelle tra nuovi entranti e incumbent e operatori già esistenti, ma sono anche quelle tra amministrazioni e imprese. La nostra regolazione vuole supportare, anche se con regole generali, anche le amministrazioni nel loro compito, nei loro compiti di affidamento dei servizi, di gestione, controllo e indirizzo dei servizi pubblici. Quindi di qui quella strumentazione a cui ho fatto riferimento prima, che riesce in qualche modo a dotare le amministrazioni di maggiori elementi informativi per gestire al meglio il rapporto con le imprese, anche quelle di proprietà. Questa simmetria può esserci anche con un'impresa di proprietà, anche con un'impresa in house. Questo un po', diciamo, sono finalità che orientano il nostro lavoro e le nostre delibere. E appunto, tornando ancora alla 154, la delibera segue, come dicevo prima, un po'
il processo logico di affidamento, e quindi anche nella sua articolazione si sofferma nel titolo 1 sulle fasi propedeutiche all'affidamento, no? Quelle fasi che possono, su quegli aspetti che possono più incidere sulla riuscita dell'affidamento, cioè si concentra molto su quelle che vengono chiamate barriere all'entrata, cerca, in altri termini, di mitigare l'onere di entrata, l'onere, diciamo, di ingresso per nuovi operatori, e incidendo soprattutto sui beni, sul tema dei beni necessari per il servizio, beni indispensabili o essenziali per il servizio, e sulle informazioni. Cioè, se questi due aspetti sono riconosciuti un po' in tutti i contesti nazionali come delle barriere all'entrata importanti nel settore. E noi qui nel titolo 1, in continuità con la delibera 49, forniamo delle regole per consentire che tutti i partecipanti possano presentare loro offerte in termini con le stesse possibilità di successo. Nel titolo 2 invece le regole sono riferite più alla fase vera e propria di affidamento, quindi ai contenuti del bando di gara, mentre nella fase 3 siamo già nella fase esecutiva, quindi ci sono misure che riguardano i contratti di servizio. Questa delibera appunto è stata approvata a novembre dello scorso anno e ha anche un ambito applicativo di tipo temporale molto, venendo un po' incontro a delle istanze sollevate durante la consultazione, prevede anche per quelle procedure già in avanzata stadio di negoziazione di far ricorso temporaneamente alla delibera 49, laddove ci siano le condizioni e sia adeguatamente motivata. Ma diciamo l'aspetto propedeutico, diciamo l'aspetto che va evidenziato anche della fase propedeutica al vero e proprio affidamento, che costituisce una novità della delibera 154, è la relazione di affidamento. Noi prevediamo in questa delibera che l'ente affidante faccia pervenire, prima di procedere o alla pubblicazione del bando di gara o in caso di procedura in house diretta alla stipula del contratto, noi prevediamo la trasmissione di una relazione di affidamento che riassuma un po' le scelte fondamentali su quei punti che ho citato prima come più critici ai fini della riuscita dell'affidamento, quindi ancora temi dei beni strumentali, della qualità del servizio e poi anche del trasferimento del personale e della trasparenza dell'accesso ai dati. Inoltre tutti i temi che sono oggetto anche delle consultazioni che l'ente affidante è chiamato a effettuare prima di definire il servizio. Questa relazione di affidamento poi contiene ancora altri aspetti, la descrizione di altre scelte fondamentali, ma è, al di là dei contenuti, è uno strumento, se volete, per noi autorità di enforcement della nostra regolazione, di monitoraggio. Cioè, attraverso questa relazione noi monitoriamo che le procedure stiano svolgendosi secondo i nostri criteri, secondo i criteri di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento. Quindi è importante questa novità, diciamo, che abbiamo introdotto nella più recente delibera. Ho citato prima la consultazione. Che cos'è?
già nella 49, nella delibera 49, noi avevamo previsto questo strumento in capo alle amministrazioni, che è un modo per, prima di scrivere le regole di gara o prima di definire contratti di servizio, è uno strumento molto utile per delle istanze, no, del territorio, degli utenti di riferimento, e che può anche anticipare un po' i contenziosi, ridurre in qualche modo in via preventiva i contenziosi. Vediamo che sono utilizzate, che nelle esperienze che abbiamo osservato, vediamo che è uno strumento molto utile a questo fine, al quale le amministrazioni fanno molto volentieri ricorso, che in qualche modo aiuta poi nelle fasi successive. Ma veniamo poi al tema che ho citato io più volte e anche negli interventi precedenti, che è quello dei beni. Come dicevo prima, i beni strumentali sono una delle principali barriere all'entrata nel settore, ma costituiscono anche un importante investimento dei gestori uscenti e delle amministrazioni. Quindi diciamo, la nostra regolazione già nella delibera del 49 ha cercato di fornire criteri per tener conto di queste diverse esigenze, criteri per qualificare in primis, per qualificare i beni. Ormai è nota nel settore la tripartizione che noi facciamo dei beni in beni essenziali, cioè beni ai quali tutti devono avere accesso, e beni indispensabili che presentano una tematica di uso concorrente, e i beni commerciali, ovvero i beni liberamente disponibili sul mercato. Bene, la categoria più problematica di beni è quella dei beni indispensabili, per i quali abbiamo definito delle regole molto precise di identificazione e anche di subentro. Nella delibera 154 abbiamo confermato questo impianto. L'impianto è lo stesso, forse questa sezione dei beni strumentali è forse la sezione della delibera 49 che abbiamo meno modificato, anche perché non c'erano anche dal legislatore dei nuovi criteri, se non un criterio che riguarda proprio i beni finanziati con risorse pubbliche. Proprio il DL 50, l'articolo 48, attribuiva all'autorità il compito di definire regole generali, ecco, vorrei sottolineare anche questa parola, regole generali, tra l'altro per garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e con specifiche disposizioni per i beni acquisiti con finanziamento pubblico. Quindi c'è stata questa innovazione normativa che ha reso necessario quindi integrare la delibera 49. Noi come abbiamo integrato questo punto, questo aspetto? Appunto, intanto definendo i beni, meglio diciamo rimandando innanzitutto alle regole generali, ai criteri generali di qualificazione dei beni, quindi alla misura 4, per la identificazione di questi beni. Cioè, questi beni non sono necessariamente dei beni essenziali o indispensabili, però c'è un aspetto finanziario che è un'altra cosa. Un aspetto finanziario vale a dire un impegno da parte di un soggetto pubblico al loro finanziamento.
E quindi rispetto a questa specificità abbiamo stabilito nella delibera 154 un vincolo di destinazione in funzione della vita utile del bene e della quota percentuale di risorse erogate. Quindi è l'amministrazione che deve definire questo vincolo peraltro del tutto in linea con la legislazione sugli aiuti di Stato, sui finanziamenti pubblici, e sta all'amministrazione definire nel dettaglio questi vincoli. È chiaro che se il finanziamento è del 100% e non residuano investimenti specifici da parte del gestore, è chiaro che la vita utile, che vi è una coincidenza della vita utile con il termine del vincolo, questo è chiaro, altrimenti questo vincolo può riguardare un periodo inferiore. E poi rispetto, diciamo, a questa fattispecie, quindi dei beni finanziati con risorse pubbliche, abbiamo fornito anche dei criteri di subentro, sia per la situazione in cui al termine, diciamo, all'esaurirsi del vincolo, questo bene rientri nella disponibilità dell'amministrazione, quindi del nuovo eventuale affidatario, sia nel caso in cui, perché abbiamo tenuto conto sulla base della consultazione, anche del caso in cui questo bene possa rimanere anche in capo al gestore uscente. E allora anche su questa fattispecie, che abbiamo visto essere presente in alcuni casi, abbiamo dettato delle regole. E questo, ecco, è una delle novità presenti nella 154, che ha tenuto conto molto della consultazione, no? Della consultazione dei vari soggetti. Ma ci sono altri aspetti rilevanti ai fini dell'efficienza e efficacia dei processi di affidamento. Uno di questi è il rischio, il tema del rischio. Come dicevo prima, la nostra finalità è quella un po' di minimizzare i rischi del sistema, no? Sulla base di un principio economico ormai consolidato, vale a dire i rischi è bene allocarli, come si dice in economia, è bene porli in capo al soggetto che più è in grado di controllarli. No? Quindi di mitigare il rischio, questo è il principio seguito. E abbiamo declinato questo principio con alcune casistiche, fornendo anche dei specifici prospetti che dovrebbero supportare, come dicevo prima, le amministrazioni nelle fasi. Ma ancora un altro strumento importante per gli affidamenti sono i piani economico-finanziari, no? Che servono a definire le condizioni economiche di remunerazione degli affidatari, no? Ovviamente questo strumento noi lo abbiamo definito in maniera differenziata a seconda che si tratti di un affidamento con gara, ovvero di un affidamento diretto in house, dove anche questo strumento ha una finalità diversa. E nella delibera troverete proprio degli schemi di PEF, cioè un'articolazione degli schemi con le voci di costo-ricavo e anche con la determinazione della voce margine di utile ragionevole. Su questo tema si è posto l'esigenza di conciliare lo strumento dei PEF con anche la normativa in essere sui costi standard, che sono uno degli elementi di riferimento per la determinazione della base d'asta. E ora qui, senza entrare troppo nello specifico, ma solo per ricordare che nella delibera ci sono annessi
in appositi annessi trovate proprio la procedura che va seguita per determinare, per costruire il PEF. Il PEF, che, ripeto, in caso di gara è finalizzato soprattutto a determinare la base d'asta e dovrà tener conto anche tra gli elementi di riferimento anche del costo standard. Nel caso di affidamento diretto in house, il PEF ha la finalità di determinare sicuramente la compensazione contrattuale, ma poi quella anche di gestire il contratto per tutte le fasi successive. Noi dettagliamo tutti questi i passaggi per la definizione del PEF. È ovvio che la valenza di questo strumento nelle due modalità di affidamento è diversa, perché nella gara comunque è bene partire da una base d'asta che sia corrispondente ai costi, in maniera tale da assicurare la massima partecipazione delle imprese, però come è noto, come principio stabilito in tutte le normative europea, nel regolamento 1370, è chiaro che se la gara è equa, aperta, trasparente e non discriminatoria, l'offerta sarà sicuramente efficiente. Quindi il PEF diventa sì uno strumento importante, ma quello che è importante è poi l'offerta, la contendibilità della gara. Se c'è contendibilità, allora l'amministrazione avrà conseguito un risultato positivo per sé, per la spesa pubblica e per i propri cittadini. Più problematico ovviamente gestire un affidamento non competitivo, ma le strumentazioni esistono per farlo, e tra queste strumentazioni appunto c'è anche la contabilità regolatoria. Io vado magari un po' più velocemente. Abbiamo fornito nella delibera anche degli strumenti per monitorare meglio il servizio sulla base di prospetti di contabilità regolatoria, no, che vengono trasmessi sia a noi autorità, ma anche sia all'amministrazione affidante, così che l'amministrazione può avere contezza delle condizioni di gestione e dei riflessi economico-finanziari della stessa. Abbiamo ancora altre strumentazioni che riguardano un po' gli indicatori di efficienza e di efficacia, cioè i contratti di servizio. Noi riteniamo che anche nel caso di affidamento non competitivo sia necessario inserire degli appositi obiettivi di efficacia e di efficienza, cioè se non è nel momento della gara che si può fare efficienza, questo si può fare, l'efficienza può essere perseguita durante l'affidamento, anche considerando che poi l'efficienza è un concetto dinamico, no? Che si consegue nel tempo. A tale scopo abbiamo definito alcuni meccanismi che possono essere inseriti nei contratti di servizio per fare efficienza. Già nella 49, nella delibera 49 avevamo definito un meccanismo di price cap unito a un meccanismo di subsidy cap, vale a dire di controllo dei corrispettivi, di efficientamento dei corrispettivi nel tempo. Qui completiamo questo disegno fornendo anche specifici indicatori di riferimento per conseguire efficienza ed efficacia. Un altro aspetto che il legislatore ci ha chiesto di disciplinare è quello che riguarda la clausola sociale, ovvero il trasferimento del personale. Anche qui il legislatore ci ha chiesto di dettare delle regole generali, quindi non specifiche, non troppo nel dettaglio.
E queste regole generali le abbiamo definite con riferimento ai criteri di fabbisogno organizzativo, cioè la definizione del perimetro del personale da trasferire va fatta in base a quanto dispone la legge, quindi l'articolo 48 del DL 50, ma anche tenendo conto dell'effettivo fabbisogno organizzativo di personale. E anche in questo caso tramite quel metodo che riteniamo sempre vincente, sempre positivo, che è quello della consultazione degli stakeholders, in questo caso il gestore uscente e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto. Infine un altro criterio che noi abbiamo introdotto, sempre come criterio di carattere generale, è quello della pertinenza del personale, no? Che è un criterio che si ricollega alla contabilità regolatoria. Ecco, ma non vorrei, diciamo, entrare poi troppo nei dettagli. Prima facevo riferimento allo strumento del price cap, cioè del controllo delle tariffe, del loro aggiornamento da legare ai miglioramenti della qualità per i cittadini. E nella delibera appunto trovate in maniera declinata, diciamo, la formula che gli enti sono chiamati ad adottare per aggiornare le tariffe. E questo, diciamo, con questo ecco, vorrei un po' concludere la presentazione un po' che una delibera molto articolata, molto complessa. Ho provato ecco, qui a riassumerne i contenuti principali e mi fermerei qui. Grazie. Grazie. Grazie, dottoressa Pannuccia, grazie del suo intervento. In seiner Einleitung hat sei es Landesrat Alfreider wie auch Professor Mantini die Vielfalt der Rechtsstreitigkeiten angedeutet, welche zwischen dem Konzessionär Saat und der Provinz behängen. Ich gebe nun das Wort an Frau Dr. Renate von Guggenberg. Sie wird uns nun kurz ein Bild über diese Situation machen. Frau Dr. von Guggenberg, Sie müssen das Audio einschalten. Das Audio müsste jetzt auch funktionieren. Dankeschön. Schönen Abend oder Nachmittag allen. Buon pomeriggio a tutti. Sono stata presa un po' in contropiede perché me l'hanno chiesto appena ieri di fare una breve relazione sul contenzioso che purtroppo in merito al trasporto pubblico locale in provincia di Bolzano è molto ampio. Sono state interessate diversissime autorità giudiziarie, principalmente ovviamente il giudice civile e il giudice amministrativo. Poi c'è una parte di contenzioso che è il contenzioso tributario, che qua non interessa perché siamo addirittura nella stessa barca dei attuali concessionari a sostegno della loro tesi che non si tratta appunto di contratti di servizio per cui non sono soggetti per quella parte all'obbligo di pagare l'IVA e tutte le altre tasse connesse. Ovviamente la causa principale è sempre quella ancora prima per l'annullamento dell'indizione della gara, che poi è diventata con motivi aggiunti l'impugnativa dell'annullamento della gara a cui la provincia è stata assolutamente costretta. E in tutte le cause innanzi al giudice amministrativo che variano anche sul calcolo dei contributi standard e del costo standard e costo integrativo, viene sempre anche ripreso tutta la questione appunto sulla indizione e sull'annullamento della gara.
Poi ci sono molte cause di richiesta di risarcimento danni, non tanto risarcimento danni quanto pagamento del servizio prestato in tutti questi anni. Soprattutto le richieste partono dal 2009 ad oggi e si accavallano anche perché in determinate cause viene chiesto il pagamento per determinate numero di anni, in altre cause viene chiesto per tutto il periodo a partire dal 2009, per cui c'è anche un grosso accavallamento tra le diverse cause. Da ultimo si sono aggiunte 2 cause innanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese, dove addirittura, come aveva accennato il professor Mantini, la questione in-house, che per noi è indiscussa, viene messa in discussione in queste 2 cause e alla provincia viene chiesto che la provincia venga inibito un comportamento anticoncorrenziale proprio con riferimento alla legislazione che secondo me non si doveva neanche legiferare a livello provinciale perché era già previsto sia dal regolamento europeo che dalla normativa statale dell'affidamento in-house. Era più, secondo me, una dichiarazione di intenti da parte del legislatore statale, provinciale. Poi ovviamente si aggiunge l'impugnativa dell'ultima delibera dell'autorità che è pendente innanzi al TAR Torino e la causa innanzi al TAR del Lazio per quanto riguarda la dichiarazione del comportamento anticoncorrenziale di una delle concessionarie riferite ancora alla preinformazione di gara che risale ormai parecchi anni. Non penso che sia il caso di andare più nel dettaglio, tranne che per le cifre, cioè facendo un po' le somme, arriviamo, secondo me, sui 100 milioni di euro, se facciamo un po' tutti i calcoli delle singole cause. Non so se voi ritenete che debba andare più nel dettaglio o meno. Danke, Frau Dr. Guggenberg. Das ist natürlich eine stolze Summe, über die wir da reden. Und ich möchte nur persönlich hinzufügen, wir reden hier von öffentlichen Geldern. Deswegen ist es schade, dass wir auf diesem Punkt sind. Danke für diese Ausführungen. Und mit diesem Beitrag sind nun die Referate beendet. Und wir werden nun auf die Fragen eingehen, welche, wie eingangs erwähnt, bereits vorab übermittelt wurden, schriftlich. Und alle anderen Fragen werden wir in den nächsten Tagen schriftlich beantworten. Ich habe persönlich, forse parlo in italiano, ho una domanda personale da rivolgere alla dottoressa Paniccia, di quali possono essere i criteri per il subentro delle concessioni degli autobus, della proprietà degli autobus. Dottoressa, deve accendere l'audio. Ecco. Sì. Ecco, un attimo, no, perché ho perso la domanda. Mi può ripetere la domanda che prima non... Se ci sono dei criteri per il subentro nella proprietà degli autobus che sono stati finanziati al 100% dalla provincia. Allora, prima certamente ho fatto riferimento alla delibera 154 che rimanda, diciamo, a dei criteri molto generali in questo caso, cioè i criteri di subentro prevedono il trasferimento dei beni in capo cioè prevedono che in caso di finanziamento pubblico
vengano restituite le quote di finanziamento all'ente finanziatore. Ecco, c'è solo questo principio, ma la delibera non entra molto nello specifico. La misura è la 6, quindi i dettagli possono essere trovati in questa misura. Non entra troppo nei dettagli, proprio per quell'impianto di regole generali che ho prima richiamato. Quindi la risposta può essere trovata nella misura 6. Ok, la ringrazio per questa risposta. Abbiamo adesso delle altre domande che io adesso vi leggo e chiedo poi a chi rivolgere la domanda. Allora, una di queste è rivolta all'assessore che dice: l'Unione Europea, la normativa nazionale, l'ART, hanno costruito da tempo un quadro chiaro dei ruoli. Il modello di mobilità extraurbana su gomma in Alto Adige è basato anche su di un tessuto imprenditoriale privato importante, tutelato anche dalla legge provinciale. Non sono molte le regioni dove gli operatori privati hanno un ruolo diretto nella gestione dei servizi e non sono relegati a subaffidi per ridurre i costi di produzione di operatori pubblici. Riteniamo che un aumento del confronto e del dialogo possa contribuire in modo efficace al miglioramento della capacità di governance provinciale di indirizzo, pianificazione, anche degli obiettivi di sostenibilità ambientale e monitoraggio del servizio, a beneficio delle performance del sistema di trasporto locale. Una domanda per l'assessore Alfreider: qual è la visione della provincia in questo contesto? Sì, gran parte della risposta la si trova già nella domanda, quindi vorrei ringraziare, non so di chi ha fatto la domanda, comunque per questa domanda, soprattutto per un motivo ben preciso, per chiarire 2 o 3 aspetti. Allora, innanzitutto lo scopo principale, se non sbaglio è stato detto poco fa, quindi pianificazione, indirizzo, monitoraggio, qualità. Tutti aspetti che vogliamo perseguire e vogliamo raggiungere, naturalmente non da soli. E questo è anche un po', diciamo, il tema e la discussione che c'è stata in questi anni, in questi mesi. Diciamo, spesso diciamo, è stata una discussione magari contrastante, ma non era proprio il caso. È solo insieme che si raggiungono questi traguardi. Quindi per noi è importante una cosa, che naturalmente quello che è il servizio stesso, quindi gli orari, se ricordate bene anche nelle ultime settimane abbiamo condiviso gli orari, anche i nuovi orari, il nuovo piano degli orari in tutta la provincia con le persone, ognuno, sia i comuni che le singole persone possono dare e condividere e fare delle proposte sugli orari di tutta la provincia. Quindi per noi il tema di condividere ma gestire a livello provinciale il servizio è fondamentale. Come questo servizio poi venga effettivamente svolto, se da concessionari privati o da concessionari pubblici, tra l'altro situazione che già oggi stiamo vivendo, quindi non è niente di nuovo, anzi io direi cerchiamo di costruire su quello che c'è, naturalmente però definendo molto bene le regole e stando nelle nuove disposizioni normative che sono state elencate poc'anzi. Abbiamo una normativa europea che nel frattempo è cambiata, abbiamo una normativa nazionale che nel frattempo è cambiata. Ecco, abbiamo regole. Ecco, e queste regole, su queste ci dobbiamo tenere. Poi ci sarà sicuramente, questo ve lo anticipo, ci sarà sicuramente una parte di servizio gestita, come tra l'altro già oggi solo a livello urbano c'è una società pubblica che gestisce certi servizi e ci saranno servizi anche di importanti entità gestite da privati, dove noi non vogliamo e non ce la faremo neanche a gestire tutto pubblicamente. Per noi la trasparenza e la concorrenza è un bene non solo nostro, ma un bene che ritroviamo
come direttiva anche nelle norme. Quindi per noi, diciamo, poter fare affidamento a privati, concessionari che svolgono il servizio e tra l'altro che collaborano oppure addirittura portano delle proposte per migliorare ulteriormente il servizio, ben venga. Quindi questa è la posizione della provincia, non solo dell'assessore, ma anche, diciamo, di tutto il gruppo di tecnici che adesso in questi anni ci ha lavorato. Quindi ben venga la concorrenza, ben venga la partecipazione di privati. Naturalmente, se si vuole un sistema di mobilità integrata, e su questo naturalmente sono intervenuto già prima, il sistema di mobilità integrata vuol dire che i sistemi combaciano e che siano gestiti in maniera centrale a livello provinciale. Sapete che stiamo cercando di incorporare anche la mobilità ciclistica nell'Alto Adige Pass, nel Südtirol Pass, quindi vogliamo veramente cioè integrare tutti i sistemi di mobilità in un solo pass proprio per migliorare il servizio. Ecco, mi sono dilungato un po', riassumendo il servizio che vogliamo andare a mettere in campo deve e sarà svolto in parte dalle nostre società pubbliche e soprattutto, e speriamo, in gran parte da operatori privati che si metteranno a disposizione. Grazie, Assessore. Poi abbiamo qui un'altra domanda che in parte è già stata risposta dall'Avvocato Mantini, cioè che chiede le condizioni minime di partecipazione alle procedure di appalto pubblico per i consorzi di cui all'articolo 45,2 lettere B e C per o trasporto passeggeri con autobus con più di 9 posti a sedere o trasporto passeggeri con veicoli fino a 9 posti a sedere. Forse questa ultima precisazione è ancora da approfondire. Avvocato Mantini, l'audio. Ecco. Ho già detto sul punto e soprattutto ha già detto la provincia. La provincia e l'agenzia, insomma, devo dirvi così, anziché sentire il professor Mantini, guardate i siti dell'amministrazione, che è più importante, perché sta scritto lì con chiarezza, sia sul sito della ripartizione mobilità e sia su quello dell'Agenzia dei contratti pubblici. E la risposta è comunque quella che vi ho dato prima, che quando, siccome vi sono delle importanti forme consortili di consorsi nell'Alto Adige, con magnifiche imprese, piccole imprese, medie, di grande tradizione, che agiscono in forma consortile. Il consorzio è una buona cosa perché mette insieme le forze. Se questo consorzio diventa essa stessa però impresa e società, quindi ai sensi del 2615 ter del Codice Civile, è una società e diventa anche società di trasporti, deve avere i requisiti delle società, i requisiti professionali richiesti alle società di trasporto. Tra questi requisiti vi è questa benedetta iscrizione al REN che vorrei sapere perché è tanto complicata, perché non mi sembra tanto complicata da avere, però non lo so, non mi sembra neanche tanto costosa, non so, mi sembra un falso problema, devo dire la verità. Spesso uno si deve iscrivere a vari registri, sono anche delle piccole fatiche burocratiche, ma questa non è una fatica di Ercole, non è una fatica complicata, una cosa semplice. Quindi, però, la risposta è che se è società consortile che va su strada e fa trasporto direttamente essa, deve avere i requisiti professionali e quindi anche l'iscrizione al REN. Vi è un'altra forma che è quella di cui è l'articolo 45 lettera E. La prima è quella del 45 lettera C.
L'altra forma è quella del consorzio ordinario, articolo 45, lettera E del Codice dei contratti pubblici. Ed è un tipo di consorzio fatto più ai sensi, diciamo, dell'articolo 2602 del Codice Civile, che è un consorzio fatto solo non per fare impresa, ma per dare un aiuto alle imprese, cioè un po' un'organizzazione delle società si consorziano per avere un po' di assistenza amministrativa, fiscale, legale o di rappresentanza, ma non creano una nuova società di trasporto pubblico. Sono loro le società di consorzio pubblico. Allora in questo caso il consorzio ordinario, di cui è la lettera E, non ha bisogno di un'iscrizione a REN perché non esercita, non va su strada. Su strada ci vanno le imprese consorziate. Queste regole sono chiare, sono sui siti, sono chiarissime e ognuno faccia la sua scelta. E uno potrebbe pensare, se io fossi, perdonate se, ma se fossi in una società consorziata di trasporti in Alto Adige, direi: siamo sicuri di essere un consorzio ordinario che non ha bisogno dell'iscrizione a REN? Se siamo sicuri che le imprese concessionarie siamo noi, su strada andiamo noi e il consorzio ci aiuta solo ad alcune pratiche e servizi, allora va bene così. Ma nel dubbio farei l'iscrizione a REN, perché c'è tempo, non è una cosa che ci vogliono 3 anni per avere l'iscrizione a REN, ci vuole forse una settimana o 2, non lo so quanto, 3, non lo so. Quindi, però le regole sono chiarissime e sono sul sito. L'amministrazione più di così che deve fare? Deve mettere, io stesso ho contribuito, lo devo dire, ho stimolato a dire: guardate, mettiamo tutto sui siti. L'Agenzia dei Contratti Pubblici lo ha già fatto e l'amministrazione lo ha già fatto pure da mesi. Quindi è tutto molto molto chiaro. Grazie professor Mantini. Qui c'è un'altra domanda che ho visto che si ripete anche per altri richiedenti. Quali sono le iniziative che la provincia autonoma di Bolzano intende adottare per contrastare la situazione di monopolio nel trasporto pubblico esistente? Quali sono le iniziative che la provincia intende adottare per includere anche le piccole e medie imprese nel sistema di trasporto pubblico, tenendo conto dell'articolo 11 della legge provinciale 15 del 2015? Se rispondo da un punto di vista giuridico, io poi dirà meglio l'assessore. Ecco, vorrei dire questo, che la risposta è quella che stiamo dando con maggiore chiarezza anche in questo seminario, però è già un po' negli atti. Il nuovo sistema di eccellenza del trasporto in Alto Adige sarà, per una parte, che la legge dice prevalente, principale, ma per una parte a gestione pubblica, per l'altra parte affidato attraverso gare e un certo numero di lotti. Gare significa concorrenza, significa gare che premieranno anche un po' la qualità, gare aperte. Quindi la risposta è questa: ci saranno un certo numero, presumo, di lotti, perché fuori dalla rete principale ecosostenibile, che sarà a prevalente gestione pubblica, come dice la legge, ci saranno ampi spazi di territorio. Adesso lo si vedrà quando ci saranno gli atti di gara pubblicati, no? Ma penso dire, non so se sbaglio, l'assessore mi corregga, che ci saranno un certo numero di lotti messi in gara. E quindi questa è la prima risposta. Poi c'è una seconda risposta dal punto di vista giuridico, e cioè che anche per la parte che è affidata in via diretta alla società in-house, alla società pubblica, fino al 20%, poiché c'è una regola per cui le
società in house devono comunque avere un fatturato sull'incarico, diciamo così, principale superiore, non inferiore all'80% del fatturato, vi sarà una parte che può arrivare fino al 20%, che potrà anche essere, se la società pubblica riterrà, però la possibilità giuridica c'è, potrà anche essere data con servizi esterni entro questo limite del 20%. E poi c'è anche la forma, se vogliamo, ma questa è una forma di partecipazione finanziaria, di partecipazione di privati alla società pubblica, purché non in posizione di controllo, però lo dico per completezza, e in ogni caso c'è la forma, ove ammessa dentro regole chiare, del subappalti. Cioè, attenzione, c'è anche la possibilità di fare per una certa quota dei subappalti, ma non come si è fatto forse in un lontano passato in tanti territori, forse anche in Alto Adige. Il subappalto non può essere la cessione del contratto principale, deve essere previsto dal bando e dalla concessione e deve essere autorizzato. Non esistono accordi tra il concessionario e chi vuole lui, che lo definisce subconcessionario, subappaltatore, subaffidatario. Queste cose non esistono, non si possono fare. Anche nelle misure limitate in cui possono essere ammesse forme di subappalti di servizi, devono essere previste dal bando e devono essere autorizzate dall'amministrazione. Non sono atti tra privati. Quindi ci sono varie forme, a partire dalla principale, cioè una buona parte riservata ad una gara per vari lotti, più queste altre forme che ho citato, per consentire alle piccole e medie imprese, diciamo, e anche a tutti gli operatori, di svolgere una loro parte importante. Aggiungo che nella nozione di servizio integrato si pensa anche veramente a coinvolgere il piccolo trasporto, il trasporto, diciamo così, dell'ultimo miglio, no? E quindi anche a dare uno spazio a queste forme. È chiaro che qualcosa, se mi permettete un po' di libertà così, di pensiero, no? È chiaro che siamo di fronte a un certo cambiamento dell'assetto di mercato anche, no? E quindi gli imprenditori giustamente si interrogano su quali sono gli spazi per il futuro, ma tutti siamo chiamati a dei cambiamenti, in tutte le professioni, in tutte le attività, in qualunque forma di... Adesso ci si è messo anche il coronavirus a farci cambiare un po' di abitudini, eccetera. E quindi questo è normale che ci siano questi interrogativi, che si pensi al futuro un po' con preoccupazione, però anche come opportunità. Lo spazio assolutamente c'è per le piccole e medie imprese che vogliono mettersi sulla strada giusta. Grazie professore, non so, l'assessore se vuole aggiungere qualcosa. C'è pochissimo da aggiungere a quello che ha già detto il professor Mantini, però vorrei sottolineare che è proprio questo anche l'intenzione della pubblica amministrazione, quella di garantire il servizio e naturalmente anche basarlo su dei principi, delle fondamenta forti, quindi vuol dire anche diversificare, anche avere più singoli concessionari, concessionario pubblico, concessionari privati, proprio per costruire un sistema ancora più forte e pronto per le sfide del futuro. Quindi sì, affidare al mercato e dare la possibilità a tutti di partecipare, questo penso che non è solo un'intenzione politica, ma è soprattutto un dovere che vogliamo
perseguire. Grazie. Abbiamo un'altra domanda che è rivolta alla dottoressa Paniccia più che altro. Allora, riteniamo che un sistema di operatori in concorrenza che interfacciano un'amministrazione che indirizza, pianifica e monitora il servizio offre le migliori garanzie per ottenere elevate performance e sostenibilità ambientale. Non crediamo in una gestione pubblica del servizio non giustificabile da fallimenti di mercato che, come si è visto spesso, scarica costi e conflitti di interesse sulla finanza pubblica e sulla minor qualità per gli utenti. L'autorità di regolazione dei trasporti, che tra l'altro provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, ha rafforzato il quadro di regole e i meccanismi in cui una governance pubblica del sistema può trasmettere efficacemente indirizzi e controllare l'esecuzione dei contratti. Viene chiesto delle considerazioni in merito. L'audio, per favore, dottoressa. Pronto? Dottoressa Paniccia, l'audio. Scusate, ma si era inceppato il computer. Allora, mi pare che questa domanda formulata prima della presentazione ben colga, diciamo, sicuramente la missione dell'autorità, che è quella di assicurare condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento eque non discriminatorie. No? Infatti è stato ricordato nella domanda proprio una delle attribuzioni dell'autorità, uno degli articoli delle funzioni presenti nel nostro decreto istitutivo. Quindi sicuramente, come ho cercato di illustrare prima, tutta la nostra regolazione è volta ad assicurare le stesse condizioni di partecipazione a tutte le imprese, indipendentemente che siano pubbliche o private. L'importante per noi è che il sistema di governance e le regole di affidamento conseguano gli obiettivi di efficienza e di efficacia, di tutela, diciamo, delle esigenze dei passeggeri. Questo è l'importante, quindi non è un tema così di proprietà, di natura dei soggetti che partecipano, ma è un problema, è un tema di regole uguali per tutte e che garantiscano condizioni di partecipazione paritarie per tutti gli operatori. Ok, grazie. Un'altra domanda rivolta al professor Mantini. Nel quadro di una mobilità sostenibile come servizio Mobility as a Service MaaS, consideriamo le carte della qualità come uno strumento essenziale per un efficace controllo della soddisfazione del cliente, il monitoraggio e lo sviluppo di nuovi standard di qualità che coinvolgano gli utenti finali. Sono previste ulteriori misure per rafforzare questo principio? L'audio, per favore, l'audio. Sì, ma mi sentite ora? Sì. Ci siamo? Sì. Ok. Questa domanda avete fatto bene a porla a me, perché ho delle cose da dire. Abbiamo fatto un lavoro molto prezioso che vorrei che non si disperdesse con l'assessore e con gli uffici, per fare alcune cose innovative anche nella preparazione di questa gara. Poi l'ART, quando manderemo la relazione di accompagnamento, eccetera, ci dirà anche se siamo andati addirittura troppo in là. Noi vogliamo inserire la carta dei servizi e dei servizi qualità, che è anche la carta dei consumatori e dei passeggeri, non solo nel bando di gara, ma anche nel sistema della mobilità, proprio tutto, pubblica e privata, cioè privata per dire con gestione privata, no? Affidata con gara.
E su questo l'assessore ha insistito molto e mi pare che abbiamo avuto dei colloqui molto positivi quindi la risposta è sì, addirittura non nella forma però di un contentino, di una citazione, eccetera, ma messa esattamente tra i criteri qualitativi e chiedendo a tutti gli operatori pubblici e privati il rispetto della carta di qualità e di garanzia dei passeggeri. Altro discorso, approfitto, scusate, è addirittura si spinge anche sul riconoscimento dei valori del lavoro, cioè degli autisti, perché il servizio è fatto di autobus e mezzi ecologici, di autisti, personale, lavoratori, e di depositi anche che devono esserci per le rimesse. Questi sono i dati strutturali. Fin qui non c'era bisogno neanche del capitale, perché il capitale era tutto pubblico. Questo è 100%. Scusate se lo dico in modo così netto, ma è un po' così. Allora, e poi il sistema del gross cost garantiva esattamente tutto. Quindi, ora la questione del lavoro e degli autisti è di grande importanza, perché oltre che quella della carta di qualità per i passeggeri e le garanzie, perché intanto si vogliono, si saranno richiesti requisiti premiali, saranno previsti per un personale di guida esperto. Poi c'è l'obbligo del bilinguismo, che è un obbligo di legge. Stiamo considerando anche, alcuni non rivelo niente perché tanto sono cose, elementi di conoscenza dell'inglese. Chiediamo corsi di formazione molto qualificati in materia di eco-driver e anche di conoscenza cioè si investe molto sulla qualità anche del personale e del lavoro. E naturalmente si vorrebbe anche stimolare e premiare qualche trattamento economico migliorativo rispetto ai contratti nazionali, che rispecchino questi criteri di qualità in più che chiediamo, no? Anche devo dire, forse questa può darsi che sia solo un mio punto di vista, non lo so, ma che forse certe strisce di lavoro che consentono, che oggi prevedono una disponibilità degli autisti fino a 15 ore al giorno, non vanno tanto bene, sono un po' troppe, 15 ore al giorno, non di guida ma di disponibilità. E la sicurezza del passeggero dipende anche dallo stato di benessere del conducente, dalla sua formazione non solo alla guida ma complessiva, e quindi da un rapporto di qualità che c'è anche nelle regole, nei premi qualitativi, eccetera, che si prevedono per stimolare una professione autista che sia utile a un servizio. Diciamo. Quindi la risposta è sì sulla carta dei servizi, ne abbiamo molto considerato, ed è anche sì ad una forte attenzione, addirittura con criteri premiali, per riconoscere il lavoro e la qualità del lavoro. Ok, grazie professor Mantini. Infatti anche le organizzazioni sindacali hanno posto una domanda in questa direzione, in direzione del contratto territoriale di cui si è già parlato anni fa per il trasporto pubblico locale, e chiedono all'assessore se ci sono novità al riguardo. No, anche su questo aspetto, diciamo, vale quello che è stato detto poco fa. A noi sta molto a cuore soprattutto il personale che ogni giorno lavora nel settore. Sta a cuore di definire le regole certe, perché abbiamo visto che ci sono delle domande aperte oggi sui contratti esistenti, quindi sì, andiamo a
ad affrontare anche questo tema, però lo vogliamo vedere in un'ottica generale. È stato detto prima, abbiamo sicuramente il tema della carta dei servizi, abbiamo il tema di come valorizzare ancora di più tutta quella che sono le risorse umane e naturalmente una parte sarà anche la contrattualistica. Ok, grazie. Un'altra domanda dei sindacati. Nel trasporto pubblico locale come organizzazioni sindacali abbiamo sempre sostenuto che un controllo delle regole, norme, leggi e contratti sia imprescindibile se si vuole garantire la sicurezza, sia l'efficacia e l'efficienza del servizio svolto. Qual è l'organismo o la struttura provinciale preposta a questo compito? Qui forse posso rispondere anch'io. Per quanto riguarda chiaramente le società in-house, è imprescindibile, come aveva già anticipato il professor Mantini, il controllo analogo che praticamente è previsto. È previsto anche nei singoli contratti di servizio, come lo stiamo già diciamo testando con il contratto di servizio in-house di SASA, un monitoraggio trimestrale che a causa del Covid è un po' slittato quest'anno e l'abbiamo fatto pochi giorni fa, ma che assicura praticamente un monitoraggio continuo delle prescrizioni del contratto di servizio. Tra l'altro SASA adesso sta anche, ha già elaborato la carta di servizio, per cui verrà anche questa presentata a breve. L'assessore vuole magari completare la risposta? Posto. A posto? Ok. Poi ci sono altre due domande sulla situazione Covid, ma quelle forse le rispondiamo per iscritto. E adesso sono ancora entrate 5 domande. Chiedo a voi se volete ancora rispondere oppure come anticipato all'inizio vogliamo rispondere per iscritto. No, cerchiamo di rispondere. Se siamo in grado di rispondere subito, direi sarebbe giusto, se siamo già tutti qua, ci sono per fortuna, se ci sono gli esperti, io direi di rispondere. Allora procedo. C'è una domanda, also eine Frage. Ein effizienter Dienst, wie Ingenieur Alfreider sagt, muss auch darauf ausgerichtet sein. Okay, la leggo. Sì. Ah, du hast sie, ok. Ok, qui per accorciare un po' i tempi e non dilungarmi troppo, si chiede come, se parliamo di un servizio integrato, che naturalmente è una bella cosa, ma Joachim Dalsas chiede come la bici può essere integrata sul trasporto pubblico, perché dalle esperienze che stiamo vedendo, naturalmente portare la bici sui mezzi è molto molto difficile, proprio per mancanza di posto. Quando torneremo alle capacità abituali dei nostri mezzi, sia autobus che treni, portare la bici sull'autobus diventa un serio problema. Ecco, come vogliamo affrontare questo tema? Abbiamo cercato con i gruppi di lavoro in tutti i modi, anche con dei concessionari, per trovare soluzioni nuove, però abbiamo visto che portare la bici sui mezzi è in ogni caso una perdita di capacità per altre persone. Quindi abbiamo attivato adesso un sistema e stiamo attivando insieme a tutti i comuni dell'Alto Adige un sistema di bike sharing che vogliamo mettere in piedi, un sistema di bike sharing che sarà integrato nel famoso Südtirol Pass, Alto Adige Pass, quindi una persona, un pendolare che utilizza l'autobus, poi passa sul treno e arriva in una città e vuole spostarsi ancora per 1 o 2 chilometri, invece di utilizzare altri mezzi, può utilizzare anche la bici con le tariffe del Südtirol Pass. E sarà questo un modo proprio per sgravare diciamo, i mezzi dal portare le bici diciamo, sui nostri mezzi.
Tutto il resto già oggi funziona con dei servizi di shuttle appositi che portano le bici e le riportano a destinazione, quindi non possono salire con le bici nei treni, almeno non sopra un certo numero. E dobbiamo trovare nuove formule, non sarà possibile portare tutti con le bici sui nostri mezzi. Abbiamo invece delle nuove soluzioni per gli autobus, soprattutto turistici, che hanno delle tratte molto ben definite, dove è possibile aggiungere dei carrelli agli autobus per trasportare le bici. Ecco, questi sistemi, soprattutto per i servizi turistici, ci sono e li stiamo valutando e testando. Sulle linee principali punteremo molto sul bike sharing. Ecco, questa è la prima domanda. Ok, poi c'è una domanda molto secca del dottor Thomas Pichler. Un contratto TPL cosiddetto gross cost, come utilizzato dalla provincia autonoma, retribuzione chilometrica senza reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, secondo l'articolo 5,1 del regolamento europeo 1370 del 2007 rientra nella fattispecie di contratto d'appalto, corretto, professor Mantini? Posso anche rispondere io dopo. Dottoressa Panuccia, sì, prego. Sì, volevo magari dare la posizione dell'autorità. Noi sul tema del rischio, come avete visto, adottiamo un approccio molto pragmatico, nel senso che non ricorriamo a delle categorie predefinite, si analizza la situazione concreta dei rischi di quel particolare contratto per poi definire alla fine di un processo di analisi se si tratta di concessione o di appalto. Quindi per noi non c'è un automatico un riferimento, una corrispondenza bionivoca perfetta tra gross cost e contratto di appalto. Non è detto che un contratto gross cost sia necessariamente un contratto di appalto, perché comunque ci può essere il trasferimento di un rischio operativo anche nel caso del gross cost. Quindi ecco, va analizzata proprio la situazione concreta dei rischi. E poi alla fine di questa analisi si stabilisce se è appalto o concessione. Okay. L'idea è che la concessione incentiva di più i gestori a svolgere un servizio più innovativo, proprio perché li mette in gioco come imprenditori. Ok, la ringrazio. Poi c'è un'altra domanda del dottor Pichler, parità di trattamento e non discriminazione. Premesso che a novembre del 2020 le attuali concessioni scadono, la provincia autonoma avrebbe sicuramente la possibilità di optare per una cosiddetta procedura ponte semplificata per affidare i servizi fino alla costituzione della società in-house programmata. Una tale procedura garantirebbe i principi comunitari di libera concorrenza, apertura di un mercato chiuso dal 1966, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Ricordiamo che dal 1966 le concessioni non sono mai state affidate con procedure competitive. Questo fa sì che da decenni il mercato TPL locale è chiuso per soggetti terzi, soprattutto per piccole e medie imprese locali di trasporto persone. Quale azione è prevista da parte della provincia per garantire il principio di libera concorrenza nel periodo ponte fino alla creazione della società in-house? Professor Mantini, la parola. Devi accendere l'audio. Professor Mantini, l'audio. Eccomi, scusi. Allora, rispondo solo alla prima parte della domanda, mentre pregherei la dottoressa Paniccia, se mi è così cortese come è sempre stata, sin qui, se vuole aggiungere qualcosa in coda sul tema del contratto, del regime ponte, perché è più interessante sentire la sua opinione che non la mia, nel senso che potrebbe accadere che al termine di questo secondo anno di proroga
ai sensi del regolamento europeo, no? Ecco, sì, per qualche mese, ma potrebbe essere, non siamo pronti ancora ad aver chiuso la gara, va bene, che intendiamo però bandire entro l'estate, prevedibilmente, prima dell'estate. E quindi potrebbe esserci qualche mese e anche l'affidamento alla società in-house, che però la società in-house c'è, insomma, quindi potrebbe esserci un piccolo periodo di regime transitorio, no? Va bene? Quindi la domanda è quella: in quel piccolo fase di regime transitorio, forse di pochi mesi, come regolarsi? È interessante conoscere la sua opinione. Io invece mi rispondo alla premessa, alla prima parte, no? Ecco, questa osservazione fa un po' a pugni con un'altra domanda che io ho sentito all'inizio, cioè quasi si accusa l'azione della provincia di oggi di voler creare un monopolio pubblico che esclude la concorrenza. L'abbiamo sentita questa domanda, no? La risposta la dà quest'altra domanda. In realtà stiamo uscendo da un regime di monopolio che da metà degli anni 60, come dice questa domanda giustamente, è un sistema bloccato, chiuso, riservato, senza gara. Stiamo uscendo e proprio perché stiamo uscendo si crea, come dire, qualche effetto di libertà, di innovazione e anche qualche domanda che giustamente qualcuno si pone. Io penso che uno strumento, insomma, ancora previsto, tollerato, sia pure, è quello della cosiddetta proroga tecnica, se ci fosse bisogno di 2, 3, 4 mesi. In questo periodo, che però non è un periodo molto lungo, decisivo, sono possibili altre soluzioni che non siano una proroga dei contratti in essere, quindi la domanda ci stimola a una risposta che sia: si possono fare affidamenti anche a soggetti diversi per un periodo limitato e via. Però sarei davvero lieto se la dottoressa Panicia volesse lei concludere anche su questo punto. Sì, in realtà il tema del contratto ponte, in generale delle proroghe, della prosecuzione dei contratti, è una materia che noi non abbiamo mai trattato in maniera specifica nei nostri atti, anche perché è difficile trovare un riferimento nella nostra legge istitutiva. È una materia sulla quale spesso veniamo interrogati e comunque molto rilevante nel settore, quindi in genere troviamo una forma di coordinamento con le altre autorità antitrust e ANAC, che sul tema, se vogliamo più delle proroghe, si sono espressi molto in più occasioni con pareri vari e segnalazioni. Quindi io, diciamo, da un lato rimanderei a questi pareri nei quali c'è anche uno spunto che riguarda proprio noi, no? E che riguarda le nostre attribuzioni. Anche in questi contratti ponti, o in altri casi parliamo di proroghe, come ha detto anche l'ANAC in un parere a un certo ente, a una regione, è importante che l'ente faccia propri delle innovazioni regolatorie che sono già in essere, cioè anche in queste fasi transitorie non deve essere preclusa l'adozione di regole che possono più innovative, che possono poi agevolare anche la fase successiva. Questa è veramente l'unica cosa che riguarda un po' la sfera di nostra competenza, ecco, quindi non tanto come dicono i giuristi, sull'an, cioè sul se no ricorrere, in quali condizioni, ma come quando si ricorre a un contratto ponte, quali previsioni, quali regole adottare. Ecco, le regole da adottare sono quelle più
più innovative, diciamo, che poi avvantaggiano di più quelle finalità che ho ricordato prima. Ecco, più di questo non riesco a dire. Bene. Ok, grazie mille per la risposta. C'è ancora una domanda di Fabrizio Renzi. Professor Mantini, premesse ovviamente tutte caratteristiche proprie di una società in-house per essere definita come tale, il concreto affidamento del servizio di trasporto deve passare il vaglio dell'articolo 192 del Codice degli Appalti, in particolare con riferimento alla cosiddetta motivazione rafforzata circa la convenienza anche economica dell'affidamento in-house rispetto alla gara pubblica? Sì, attualmente sì, è una norma che è solo italiana e sono all'esame del governo in questi giorni delle proposte di modifica che forse entreranno nell'atteso cosiddetto decreto sburocratizzazione. Mi riferisco al secondo comma del 192, per allineare un po' l'Italia al resto della regolazione. Cioè, per dirla in sintesi, solo l'Italia pone delle misure in più, un pochino questa motivazione rafforzata, come viene chiamata giustamente, mentre nel resto d'Europa non è previsto dalle direttive europee, perché la scelta dell'in-house è una scelta equivalente, tutto va in questa direzione, ci sono pronunce anche recenti della Corte di Giustizia europea. L'Italia c'ha questo pezzettino qui che ancora persiste. In ogni caso, credo che sia prossima la modifica, però questo naturalmente dipende dal legislatore. Per quanto riguarda, tuttavia, per quel che è di mia conoscenza, naturalmente, le attività che riguardano SASA e anche l'affidamento del contratto di servizio che conosco, eccetera, e anche le previsioni in questo senso nell'azione della provincia, si è sempre tenuto conto anche del principio della convenienza, cioè della convenienza economica, perché la convenienza non è solo economica. Io adesso vorrei rispondere a questa domanda con un'altra domanda, se me lo fate fare, è un abuso che faccio. Certo. E vorrei chiedere all'avvocato Guggenberg, perché davvero non lo so, e questa non è una parte, perché avrei potuto chiederlo a lei 100 volte, ma non l'ho mai fatto. Vorrei sapere di quelle oltre 20 azioni giudiziarie, a me ne risultano più di 20, azioni, ricorsi di tutti i tipi, fatto da un solo concessionario, senza gara, nei confronti della provincia, quante volte la provincia ha avuto torto dinanzi al giudice? E lei mi potrà dire, spero che l'avvocato Guggenberg sia così gentile da rispondermi, così mi tolgo questa curiosità in diretta. Cioè, quante volte è stata condannata la provincia di fronte a tutte queste azioni fatte sullo stesso tema? Ecco, ma perché le rispondo così? Le rispondo così perché il principio della convenienza economica va anche motivato ed è stato motivato con riferimento a benchmark anche di altre analoghe situazioni, eccetera. Quindi è stato motivato. Ma non c'è solo la convenienza economica nel 192, nell'articolo 192, c'è la convenienza gestionale, c'è la convenienza a perseguire policy, diciamo, finalità e obiettivi che l'amministrazione ha sulla gestione dei propri servizi, c'è l'evitare il contenzioso, perché è evidente che può darsi che le società in house abbiano i difetti delle società pubbliche, ossia che un po' qualcuno si può anche addormentare, come si usa dire, no? Un po'. Però è anche vero che se per qualunque misura, pensiamo a quelle Covid, pensiamo a quelle cioè, qualunque misura gestionale, uno deve passare per un privato che ti fa causa, che ti apre un contenzioso, su qualunque cosa, la convenienza diventa evidente,
perché la gestione così non è possibile. Quindi anche questa domanda sul contenzioso, questa curiosità mia, è parte della risposta. La risposta che vuol dire sì anche la convenienza economica, ma anche la convenienza della scelta in house per la gestione, una gestione più efficiente, più rapida, più coordinata, più finalizzata agli obiettivi, più controllata e anche meno conflittuale. Dottoressa von Guggenberg, dovrebbe, ecco, grazie. Tanto professore la risposta la sapeva già, no? No, non la so bene. Per il momento, cioè, sono la bellezza di un solo concessionario, sono la bellezza di 25 contenziosi. E quanti persi dalla provincia? Quante volte è stato? Attualmente ancora neanche una. O siamo bravi noi. Vabbè, basta così, grazie. Però non ero certo della risposta, non ero certo. Però, insomma, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok. Allora, un'altra domanda alla dottoressa Paniccia. Se ho ben capito, la delibera 154 da lei illustrata ha come oggetto una procedura di gara che tuttavia nel caso di affidamento in-house manca e quindi utilizzabile solo in parte per in-house. Lì dove dà indicazioni sul vincolo di destinazione dei mezzi o sulle clausole sociali. È corretto? Mentre sarà interamente applicabile per gli affidamenti che la società in-house dovrà necessariamente fare a terzi, è corretto? Allora, in parte, nel senso che la nostra delibera, come ho ricordato prima, si applica a tutte le forme di affidamento, quindi anche all'affidamento in-house. Quali sono le misure? Non è tanto un tema di misure, ma di fasi della procedura. Diciamo che tutto ciò che è propedeutico, che prepara l'affidamento futuro, riguarda anche gli affidamenti in house. Cioè, cosa voglio dire? Che alcune previsioni inserite nei contratti di servizio, incluse quelle sui beni, quindi lei, chi ha posto la domanda, ha ben individuato, sicuramente le misure sui beni, sulla loro classificazione, le misure sulle informazioni, sul monitoraggio, sui PEF come strumento di monitoraggio dei contratti in essere si applicano anche agli affidamenti in house, nell'ottica poi di preparare la fase successiva, che può essere o un nuovo affidamento in house, ma può essere anche una gara e quindi con regole diverse. Quindi la delibera copre un po' tutte le forme di affidamento, mentre in particolare appunto quelle che preparano all'affidamento successivo, no? Necessari presupposti per affidare il servizio nella fase successiva, beni, informazioni. Invece, se ho capito bene la domanda, noi non entriamo nello specifico del subappalto, cioè dell'appalto da parte della società, i contratti affidati dal gestore ad altre imprese. Non entriamo tanto in questo aspetto, perché ci fermiamo all'affidamento del servizio. Poi, in base alle norme previste nel codice degli appalti, si rispettano le regole in materia di subappalto. Ok, la ringrazio. Un'altra domanda alla quale può rispondere l'assessore sicuramente è sulla tempistica di attuazione di quanto si sta parlando. Come accennato prima, siamo partiti con le audizioni già l'anno scorso, un grande lavoro di confronto. Nel frattempo tecnici e consulenti tecnici ci hanno lavorato. Noi siamo quasi in fase di ultimazione, quindi penso che per l'estate noi saremo pronti, insomma, per fare i prossimi passaggi e per partire con questa
con questa nuova fase. Ok, grazie. Chiaramente la fase durerà molto di più, perché finché ci sarà la consegna ai nuovi gestori passerà sicuramente un anno, per cui le concessioni dovranno forse essere ancora riviste. Ok, allora adesso ci sono delle domande che sono inerenti alla situazione del Covid. C'è una domanda che c'è, allora, sulla sicurezza sul lavoro. È obbligatoria la corretta applicazione e attuazione dei protocolli di sicurezza? Allegato 9 del DPCM del 2000, che è stato chiaramente anche ripreso dalla legge provinciale. Per i fornitori di servizi di trasporto pubblico fino alla fine dell'epidemia Covid-19 e Assessore, vuole rispondere lei in questo contesto? Sì. Naturalmente tutte le norme previste, igienico-sanitarie, ordinanze sia del Presidente del Consiglio che del Presidente della Provincia vanno applicate, e se non descritto diversamente vanno applicate anche sui trasporti pubblici. Noi abbiamo predisposto alcune ordinanze e norme locali anche per il trasporto pubblico, che abbiamo condiviso con gli operatori e con l'azienda sanitaria, soprattutto per l'inizio della fase 2. Quello che mi preme ribadire anche qua, che naturalmente abbiamo fatto presente anche a livello nazionale, diciamo, per affrontare il tema della capacità e soprattutto del sovraffollamento degli autobus, noi vediamo grandi difficoltà se dobbiamo mantenere la predisposizione dei posti così come è attualmente. Cioè, oggi parliamo di neanche il 40% di carico rispetto a quello che siamo abituati. Quindi stiamo vedendo che già oggi più o meno su certe linee siamo al limite, c'è già gente che non può salire sui mezzi, quindi per noi questo è un problema molto reale e attuale. Stiamo lavorando affinché, come in altri paesi europei lo stanno adattando, che con la mascherina, con le protezioni individuali si possa salire e, diciamo, tornare al load factor, quindi al carico degli autobus, così come previsto dalla motorizzazione, dal collaudo. Ecco, è impensabile pensare di raddoppiare i mezzi per ritornare alla capacità pre-Covid, quindi dobbiamo lavorare in modo tale che le persone e gli autisti possano salire in sicurezza sui mezzi anche senza la distanza di 1 metro. Ecco, per quanto riguarda gli autisti, stiamo cercando di trovare le misure giuste, in parte sono già state applicate, proprio per dividere materialmente l'area dell'autista da quella dei passeggeri, in modo tale da poter salire di nuovo dalla porta anteriore. Ecco, questo è, le norme e le normative e soprattutto le disposizioni sono sempre in corso. In queste settimane ci saranno ancora delle modifiche, siamo nella Commissione Infrastrutture Nazionali sempre in contatto con le altre regioni, e dove il tema viene affrontato da tutte le parti, perché non è solo un tema Alto Adige, anzi è un tema proprio a livello di Commissione Affari Regionali, di Commissione Regioni e naturalmente MIT, nel senso Ministero delle Infrastrutture. Quindi ci saranno delle modifiche, noi abbiamo portato le nostre perplessità, le nostre richieste, speriamo che ci sarà presto una modifica nel senso di poter ritornare al carico che siamo abituati, insomma. Ok, e forse una domanda che è stata anche posta più volte, sempre in questo contesto,
le modalità di aggiudicazione per i cosiddetti servizi sostitutivi Covid, contratto di servizio o concessione di servizio. Se la provincia autonoma di Bolzano decidesse di prorogare la concessione di servizio esistente, la provincia permetterà ai concessionari privati di aggirare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici con contratti di rete o con l'aggiudicazione diretta. Ciò impedirebbe alle piccole imprese private di partecipare anche ai servizi di emergenza. Ma su questo magari a livello, diciamo, generale, poi magari se qualcuno vuole ancora intervenire, le norme vanno applicate in qualsiasi situazione, anche nelle situazioni Covid. Questo mi preme dirlo perché se ci allontaniamo da questo principio, diciamo, diventa difficile, cioè non è interesse della pubblica amministrazione. Per la pubblica amministrazione è interesse che anche in questa fase Covid il servizio pubblico di trasporto venga garantito nella misura più efficiente possibile. Se ci sono dei servizi aggiuntivi, se dovessero essere necessari dei servizi aggiuntivi, questi dovranno essere affidati con le forme previste dalla legge. Quello che abbiamo detto prima, e tra l'altro l'ha detto anche in parte il professor Mantini, quello che naturalmente vogliamo affrontare sono sistemi di mobilità alternativa più dinamici, soprattutto nelle periferie, soprattutto per l'ultimo miglio, oppure stiamo anche pensando a delle linee o dei shuttle specifici per le grandi imprese, per quelle situazioni dove c'è tanto affollamento, tanti pendolari. Ecco, queste sono tutte ipotesi sulle quali stiamo lavorando e naturalmente vedremo come affrontare. Attualmente per noi lo scopo principale è quello di ritornare al più presto a regime, quindi ritornare al load factor, quindi al carico massimo dei nostri mezzi per affrontare la richiesta di persone che si vuole muovere. È impensabile, come dicevo prima, e non ci sono neanche sul mercato né risorse umane né mezzi, penso, di raddoppiare il servizio stesso. È impensabile. Bisognerà intervenire ogni tanto puntualmente. Però, ripeto, senza aggirare niente, prevedendo sempre quello che sono le normative vigenti. Solo una piccolissima aggiunta: la decisione è gestionale, quindi amministrativa, e l'assessore è stato chiaro. Io non so se ci sarà bisogno di linee aggiuntive, cioè, lo sa l'amministrazione. Per quanto riguarda lo strumento giuridico, se mai si dovesse ricorrere all'urgenza di qualche servizio integrativo sostitutivo, in questo caso si può, in via temporanea Covid, far ricorso anche alla procedura negoziata di cui è l'articolo 63,1, cioè la consultazione, che è pur sempre una procedura trasparente, però tra 5 operatori. Quindi lo strumento può essere quello della procedura accelerata, ammesso dalle nostre norme e anche da quelle europee, solo per il periodo Covid, però. Grazie. E in questo contesto forse anche un'ultima domanda. Le aziende concessionarie affidano a terzi tramite contratti non previsti dalle norme a prezzi nettamente inferiori da quelli previsti dalla concessione contratto di servizio della provincia. Avete intenzione di regolamentare o vietare questa prassi? Non so. Ma io rispondo per la parte strettamente giuridica. Ho visto che sono sorti dei problemi negli ultimi mesi, in particolare, no? per il pagamento diretto a subconcessionari, che però vorrei che fosse chiaro il principio solo elementare del diritto.
si è subconcessionari se la possibilità della subconcessione o subaffidamento, che è uguale poi, è prevista dal bando e dalla convenzione, dal contratto generale di concessione, cioè se è prevista questa facoltà, e se la subconcessione è autorizzata, cioè è approvata dall'ente affidante, cioè concedente. No, non può essere un accordo tra le parti, cioè dal punto di vista dell'organizzazione d'impresa è chiaro che ci possono essere degli accordi tecnici, di servizi tipo imprenditoriale, ma se parliamo della subconcessione di linee, non so, da Brunico a Bressanone, faccio per dire una sciocchezza, o dove sia, e io cedo delle linee di servizio pubblico, e deve esserci a monte la previsione che questo si possa fare e soprattutto deve esserci l'autorizzazione dell'ente concedente. Senza ciò, queste forme denunciate in questa domanda, per cui io sono concessionario, parlo in astratto, in generale, può accadere in tutti i settori, io sono il concessionario, però senza dire nulla al soggetto concedente, faccio fare, rivendo, diciamo così, la mia concessione, no? Faccio fare il lavoro a prezzi bassi o condizioni di vantaggio, sono vietate dalla legge, sono vietatissime, anche perché il servizio pubblico viene svolto a condizioni economiche e forse anche di qualità da soggetti diversi dal legittimo concessionario, è chiaro? Con danno per i cittadini, per i trasportati, per i passeggeri, per la qualità del servizio. E la risposta è molto chiara fino a questo punto. Quindi se non ci sono subconcessioni direttamente autorizzate alle condizioni di legge, il fenomeno è illegale. Ok, grazie mille a tutti. C'è un'ultimissima piccola domanda ancora sull'installazione del cronotachigrafo a bordo degli autobus extraurbani. Assessore, vuoi rispondere tu a questa domanda? Non la leggo, allora dov'è che... No, è nelle altre domande che sono arrivate prima. Me la può ripetere, scusi che non ho... A questo punto, a che punto è l'installazione del cronotachigrafo a bordo degli autobus extraurbani? Ottima questa domanda, infatti fa parte di quello che dicevo prima di tutta la digitalizzazione. Come detto già qualche settimana fa, vogliamo implementare un sistema unitario su tutti i mezzi, quindi su tutti gli autobus, indipendentemente da chi è il concessionario pubblico o privato che sia, oppure treni, in modo tale da poterlo installare. Siamo in fase di chiusura di questo progetto, ci metteremo sicuramente un anno finché sarà implementato, un anno e mezzo. Quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare, però il progetto più o meno è concluso. Ok, allora penso che siamo arrivati alla fine di questo webinar che è stato molto interessante e molto esaustivo. Ringrazio tutti i relatori di cuore per i contributi e per le risposte che sono state date. E, per concludere voglio anche ringraziare per l'ottima organizzazione di questo webinar da parte di OIRAC, che ha dato un suo contributo fondamentale. E se nessuno vuole più intervenire, se c'è ancora una presa di posizione. Sì. L'assessore? Sì. Anch'io vorrei ringraziare tutti, soprattutto chi è intervenuto, ma anche chi ha partecipato e chi ha fatto le domande. E soprattutto per il tempo aggiuntivo, perché avevamo previsto di chiudere per le 4 e ci siamo presi ancora questa oretta in più per rispondere
direttamente alle domande che sono state fatte. Penso che sia stato giusto e ringrazio tutti per la pazienza e il tempo che vi siete ancora prese per affrontare anche queste domande che sono sorte durante il convegno. Grazie a tutti, grazie soprattutto per la partecipazione, ma soprattutto per il lavoro che dobbiamo costruire nei prossimi mesi e nei prossimi anni per garantire un servizio di trasporto pubblico veramente all'avanguardia. La nostra regione ha già una rete che funziona molto bene. Se riusciamo a renderlo più integrato ancora e più digitale, saremo sicuramente una delle regioni, diciamo, importanti per quanto riguarda il trasporto pubblico locale che va fino alle periferie. Per questo mi preme dirlo, non è solo un trasporto pubblico di una città, ma è il trasporto pubblico che va e arriva quasi a ogni maso del territorio, in modo tale da dare la garanzia a tutti di vivere in questa terra anche nelle valli, anche nelle realtà più difficili. Quindi siamo, da una parte viviamo su un corridoio importantissimo, che è il corridoio del Brennero, il corridoio nord-sud dell'Europa che collega il Mediterraneo al nord Europa. Dall'altra parte abbiamo delle piccole valli dove vivono poche persone e anche loro hanno il diritto di essere collegate in un sistema integrato di trasporto pubblico che vogliamo costruire insieme a tutti voi. Quindi grazie a tutti veramente per il contributo, all'avvocatura, ai nostri tecnici, agli esperti intervenuti, all'autorità e a tutti i presenti. Grazie tante. Grazie. Grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Danke schön an alle. Schönen Abend. Ebenso, tschüss Wochenende. Arrivederci.